Buongiorno, buon lunedì, buon inizio settimana a tutti. Siamo in diretta oggi con qualche minuto d'anticipo rispetto al solito perché alle 11:50 ci sarà la conferenza stampa del presidente Zaia alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista nell'ambito del convegno iniziato questa mattina dal titolo La pandemia vista con gli occhi di. È un convegno per parlare di questi quasi 2 anni di emergenza Covid, tante le autorità presenti, ci sono i massimi esperti che si sono occupati proprio dell'emergenza sanitaria, dal professor Rezza, direttore della prevenzione del Ministero, al professor Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità, al professor Palù di AIFA, insomma c'è chi ha vissuto in prima linea l'emergenza sanitaria. Ci sarà appunto alle 11:50 l'intervento del presidente Zaia che parlerà anche della mostra che vedrà ospitati i disegni. Ricorderete durante le conferenze stampa, i punti stampa del governatore in questi mesi di pandemia, quando mostrava i disegni realizzati dai bambini nei giorni del lockdown, quando lontani dai loro amici, lontani dalla scuola, lontani dallo sport, disegnavano e raccontavano con i loro occhi, dal loro punto di vista, quei giorni, quel momento che stavano vivendo e la pandemia, come veniva loro raccontata dai più grandi. Ebbene, quei disegni, come aveva detto il presidente Zaia nelle sue intenzioni, diventeranno i protagonisti di una mostra e quindi questa mostra dal titolo Andrà tutto bene verrà presentata dal governatore in conferenza stampa, ma poi interverrà anche la dottoressa Russo della prevenzione della Regione Veneto, verrà fatto il punto probabilmente sulla situazione contagi e ci sarà poi anche la dirigente regionale dell'ufficio regionale scolastico, la dottoressa Palumbo, la professoressa Palumbo, che farà un focus sulle scuole che erano attenzionate con l'avvio delle elezioni per capire come avrebbero influito sulla curva epidemica nella nostra regione. Verrà fatto naturalmente il punto per capire com'è la situazione. Sappiamo che a livello nazionale l'allerta si sta alzando, si è registrato nell'ultima settimana un più 33% di contagi, si corre sulle terze dosi per coprire ulteriormente quella che è l'immunizzazione della popolazione, ma si spinge anche verso un allargamento della fascia vaccinale, quindi aprendo anche agli under 12, insomma ai più piccoli che in questo momento vengono esclusi dalla campagna vaccinale. Si capirà anche come sta andando proprio la fase booster, la fase delle terze dosi che sono state aperte da qualche settimana anche per gli over 60 vaccinati con la seconda dose da più di 6 mesi. Dunque questo è il quadro della mattinata. Come detto, alle 11:50 ci collegheremo con il presidente Zaia. Intanto se la regia può mettere in onda la sala della Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, dove in questo momento uno dei relatori sta parlando. Possiamo anche sentire, possiamo già collegarci con la Scuola Grande di Giovanni Evangelista per sentire l'intervento del relatore ora in programma. Primaria, cioè di fare vaccini soprattutto. Il commissario Figliuolo ha cercato di dare un passo in più a questa struttura inserendo una componente sanitaria che non era presente nella precedente struttura commissariale. Io sono un rappresentante di questa struttura sanitaria del commissario, perché ero e sono ancora direttore sanitario del Poligono Militare di Roma. L'altro collega è il generale Battistini, il quale è stato anche comandante di sanità. Questo ci ha permesso di avere un'interlocuzione rispetto alla precedente struttura commissariale competente e di poter cercare insieme agli assessori di sanità, ai direttori sanitari delle regioni e a tutto il personale sanitario di trovare soluzioni in comune.
Quello di cui ci siamo occupati sono stati il potenziamento dei setting ospedalieri, ma questo abbiamo ereditato gran parte del lavoro dalla precedente struttura commissariale, appunto i vaccini e poi la prevenzione sanitaria secondaria, in particolare il progetto sulle scuole che abbiamo condiviso appunto con la dottoressa Russo e la dottoressa Petraculago, trovando delle soluzioni che poi sono risultate vincenti. Per quanto riguarda il potenziamento della rete ospedaliera, il DL del maggio 2020 che poi è stato convertito in legge, aveva messo a disposizione 1,5 miliardi di euro per poter appunto potenziare la rete ospedaliera, per aumentare essenzialmente i posti di terapia intensiva, che erano quelli che necessitavano più incremento, anche rinnovare e aumentare il parco delle ambulanze e anche le strutture tecniche, le attrezzature tecniche di terapia intensiva. La struttura commissariale ha dedicato a questa unità un grande sforzo, mettendo insieme tutta una serie di strutture amministrative e non, che hanno permesso di lavorare in maniera proficua, tanto che moltissimi dei progetti sono ormai addirittura d'arrivo. Ritornando all'impegno che il Governo ci aveva dato, il compito principale della campagna vaccinale, possiamo dire che l'obiettivo di raggiungere l'80% è stato raggiunto. È stato raggiunto, ma la missione qui non è finita, anche se siamo leggermente in vantaggio rispetto ad altre nazioni anche occidentali e che apparentemente erano partite prima di noi. E uno dei fondamentali passi che abbiamo fatto proprio all'inizio, parliamo di aprile del 21, è stato quello c'era un po' di confusione nella precedente struttura commissariale, si pensava di vaccinare in quantità ma senza andare a capire bene chi andava vaccinato, però i dati che vedevamo che la mortalità e la morbidità era soprattutto sulle categorie fragili e sugli anziani, abbiamo fatto questa ordinanza ai primi di aprile centrando l'attenzione a vaccinare solo le fasce di anziani e di fragili, e questo è stato un grande successo, perché nel giro di poche settimane, come vedete, abbiamo raggiunto quasi il 90% di vaccinati con una dose over 80, poco di meno gli over 70 e ancora un po' di meno gli over 60. Quindi questo significa che alla strategia che utilizzava un approccio quantitativo, quindi solo gli hub, abbiamo cercato di aggiungere un approccio anche qualitativo, cioè andare a vaccinare per prima quelli che ne avevano più bisogno e quelli che riempivano più massivamente gli ospedali di terapia intensive. Per fare questo noi ci siamo trovati a marzo, sulla sinistra della diapositiva, che la precedente struttura ci aveva lasciato essenzialmente 1000 hub vaccinali dove andavano a vaccinarsi un po' tutti. Noi abbiamo cercato di ragionare in modo diverso, anche cercando di iniziare a ragionare come se dovessimo passare a una situazione post-emergenziale. Quindi insieme alle regioni e alla conferenza Stato-Regioni abbiamo cominciato a prendere accordi prima con le reti aziendali per poter far vaccinare in sicurezza i lavoratori nelle grosse aziende, poi ho preso contatti con la rete trasfusionale, il professor De Angelis, per poter vaccinare anche quei 2 milioni di donatori velocemente, e soprattutto abbiamo avuto un'intensa attività di riunioni con tutte le sigle sindacali dei medici di famiglia, dei medici di medicina generale, le farmacie comunali, le farmacie territoriali, i rappresentanti della sanità privata e della sanità religiosa, e questo ci ha permesso di mettere in campo ben 60.000 punti vaccinali dai 1.500 che eravamo partiti, e speravamo di poter parlare di progetto milione, perché messo a punto questo schema eravamo confidenti di arrivare a fare 1 milione di vaccinazioni al giorno. Questo non è stato possibile, ma non per colpa del ragionamento, ma solo perché questa, come vedete, è l'andatura delle forniture di vaccini, che non è stata così come era stata promessa. I vaccini sono arrivati, come ricorderete, sempre col contagocce, e tuttavia siamo riusciti a ragionare e a mantenere la quota di 500.000 vaccini al giorno, che ci ha permesso comunque di chiudere la campagna in pochi mesi. Un altro, e qui devo dire grazie anche al Ministero della Salute che ha collaborato e ha capito il problema,
Un altro punto di svolta è stato quello di fare un'ordinanza sulla tracciabilità di contenitori. Ve la faccio velocissima, ma esiste una legge che lo spostamento di un farmaco, di un vaccino, deve essere tracciato costantemente nel suo percorso e dato a un database del Ministero. Ebbene, i vaccini che viaggiavano del Moderna e Pfizer avevano un lotto molto grande, perché se aprivate quel lotto c'erano centinaia di flaconi e non era possibile spacchettarli per andarli a distribuire in maniera capillare. Questa ordinanza ci ha permesso di facilitare la distribuzione, per cui noi in questo momento abbiamo iniziato l'emergenza costituendo un hub di stoccaggio a Pratica di Mare, che è un ospedale militare, e qui insieme ai mezzi militari e a un accordo con Poste abbiamo distribuito e stiamo distribuendo i vaccini a tutte le farmacie ospedaliere. Viceversa, Pfizer aveva fatto un contratto che consegnava direttamente alle farmacie ospedaliere. Le farmacie ospedaliere che però stanno in grande difficoltà perché il personale che loro hanno nel proprio organico è tarato per fare la farmacia ospedaliera, quindi poi si sono ritrovati in questo anno da dover accettare, spacchettare e distribuire anche i vaccini, e quindi è un modello che sta in grande difficoltà. Per questo che in accordo sempre con le regioni stiamo cercando di lasciare l'hub di Pratica di Mare, posizionarlo sulle associazioni civili che già esistono tipo Astoram, e abbiamo già preso contatti e le regioni anche hanno fatto questo percorso con la distribuzione secondaria di Federfarma Servizi e ADF, e questo permetterà di uscire dalla fase emergenziale e passare a una fase post-emergenziale dove il vaccino arriverà più comodamente presso gli studi o le UCP dei medici di famiglia o alle farmacie territoriali o alle aziende che stanno vaccinando. Questo è il modello finale che sarà, ma assolutamente a cura della distribuzione civile. Ultimissimo, un altro problema che abbiamo riscontrato è stato quello della registrazione, prenotazione, registrazione e trasmissione del vaccino, perché non tutte le regioni avevano un sistema informatico integrato che permettesse di fare questo. Allora rapidamente nelle regioni, non faccio i nomi, che non avevano questo, abbiamo fatto un accordo con Poste Italiane e gli abbiamo fornito un sistema che permettesse di prenotare e registrare le vaccinazioni, così che tutte le vaccinazioni confluissero in un database del Ministero della Salute, della struttura commissariale, ma questo perché monitorare costantemente l'andamento delle vaccinazioni ci ha permesso di portare dei correttivi laddove le cose non stavano andando in maniera sperata. Questi risultati ormai li sapete tutti, questo è di sabato, abbiamo raggiunto 88 milioni e mezzo di vaccinati, quelle a destra sono le fasce d'età ormai vaccinate quasi al 90%, non è finita la campagna perché stiamo già facendo della platea descritta dal Ministero e dal CTS di 3 milioni circa di cittadini la terza dose, a sabato eravamo già a 741.000 dosi. Questo è un risultato eccezionale per l'Italia perché ci pone nelle primissime posizioni di tutto il mondo, leggermente meglio hanno fatto la Spagna e il Portogallo. Questa spero che diventi il simbolo per tutti quelli che non vogliono vaccinarsi, perché questo è semplicissimo da capire. La curva che sale arancione sono il numero di vaccini che sta aumentando, e la curva blu che si appiattisce sono i ricoveri in terapia intensiva e i decessi. Velocissimo, questo è il monitoraggio che abbiamo fatto per far ripartire le scuole con un po' più di sicurezza. Il punto nodale, il chiave di svolta è stato trovare il modo di raccogliere il campione in maniera non invasiva per i bambini e per i ragazzi, e questo è stato possibile tramite la raccolta con il tampone salivare. Poi in una prima fase verrà raccolto in collaborazione con personale delle ASL e della Difesa, ma in una seconda fase questo tampone potrà essere raccolto in autotesting dalle famiglie stesse e poi successivamente portato ai laboratori di biologia molecolare. Possiamo concludere con una frase di Annibale del 200 a.C. circa, che disse: o troveremo una strada o ne costruiremo una. Ecco, possiamo dire che tutti insieme, struttura commissariale, conferenza Stato-Regioni, Ministero della Salute, tutti i medici che hanno partecipato e gli infermieri hanno veramente costruito una strada che ci ha permesso, ci sta permettendo di ritornare alla normalità. Grazie.
Grazie Generale Rossetti. Chiudiamo questa prima parte con appunto le varie voci istituzionali che si sono susseguite, che hanno tracciato quindi una fotografia della pandemia in questi 20 mesi, come è stata affrontata nei vari livelli, e ora c'è la parte di presentazione della mostra e della mostra che appunto che verrà presentata, che ha un po' mosso anche tutta la questione legata a questo convegno e poi i seminari che si susseguiranno, quindi adesso lasciamo spazio alla presentazione della mostra. Andrà tutto bene, il coronavirus visto dalla parte con gli occhi dei bambini. Io ringrazio i relatori, ringrazio il professor Rezza, il professor Brusaferro, il professor Palù e il generale Rossetti per questa prima parte. Sentito, si è chiusa la parte istituzionale di chi ha vissuto e ha collaborato nella lotta contro il Covid. La chiusura era nelle parole del generale Rossetti, direttore sanitario del Policlinico Militare e uno dei componenti della struttura commissariale per l'emergenza Covid, che affiancano appunto il lavoro di tutta la struttura commissariale del generale Figliuolo a capo del commissariamento della struttura. E avete sentito come ha ripercorso quelle che sono state le tappe della campagna vaccinale dall'inizio, quando erano state identificate quelle che erano le fasce più a rischio, per poi estendere la vaccinazione a tutta la popolazione. A proposito di vaccinazione, il professor Brusaferro durante il suo intervento ha parlato di estendere la terza dose, la dose booster a tutta la popolazione, quindi probabilmente sarà questa la strada che verrà percorsa per contrastare il virus, anche alla luce dei dati che stanno arrivando nelle ultime ore a livello nazionale. Adesso prenderà la parola il presidente Zaia per illustrare la mostra di cui vi abbiamo parlato, questa mostra dedicata ai disegni dei bambini che sono diventati in qualche modo loro stessi protagonisti durante le conferenze stampa quotidiane che il governatore Zaia faceva nell'unità di crisi della protezione civile a Marghera per aggiornare i veneti su quella che era l'andamento della curva epidemica, e i disegni dei bambini sono diventati i protagonisti perché attraverso di loro abbiamo capito come stavano vivendo i più piccoli questa situazione, soprattutto i mesi di lockdown. Sono stati diversi gli interventi, avete visto al tavolo dei relatori insieme alla dottoressa Russo, che vedete adesso interloquire con il governatore Zaia. C'era come detto il professor Silvio Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, che ha elogiato il progetto delle scuole Sentinella in Veneto, dicendo che la Regione sta facendo un ottimo lavoro, ha posto molta attenzione, grande rigore nel rispetto delle norme fin dal principio, ma la vita in classe è solo un momento, è fondamentale che i ragazzi stiano attenti anche alla vita extrascolastica. Noi per parte nostra presentiamo sempre le curve della popolazione più giovane per monitorare tutto il fenomeno, ha concluso Brusaferro. Tra l'altro in altri paesi europei, in Gran Bretagna ad esempio, gran parte dei contagi ma purtroppo anche dei ricoveri riguarda proprio la fascia più giovane della popolazione. Brusaferro che, come detto, ipotizza che la dose booster, la terza dose di vaccino anti-Covid, venga estesa a tutta la popolazione. Oggi è raccomandata, ha detto, per alcune categorie, in particolare quelle più fragili, ma la terza dose di vaccino è uno scenario verosimile che venga estesa a tutta la popolazione. Noi continueremo a fare come abbiamo sempre fatto, ha aggiunto, monitorando sempre la persistenza della risposta immunitaria, e man mano che ci saranno le evidenze del caso saranno declinate dal punto di vista organizzativo. Prima di Brusaferro aveva preso la parola il professor Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute,
che ha parlato dei prossimi mesi, ha detto cosa succederà in inverno con il Covid, dipende da diversi fattori, ma in particolar modo dalla copertura vaccinale. Per tenere sotto controllo il virus dobbiamo raggiungere probabilmente la soglia del 90%. Adesso ritorniamo alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista per sentire le parole del presidente Zaia, poi a seguire ci sarà l'intervento della dottoressa Russo della prevenzione regionale e poi la professoressa Palumbo, dirigente scolastica della Regione Veneto, proprio per parlare di scuole di sentinella, ma anche probabilmente verrà fatto un focus sulla situazione all'interno delle classi dall'avvio dell'anno scolastico. Andiamo a Venezia. Grazie. Allora dopo faccio un po' il collegamento con la parte che abbiamo fatto prima. Abbiamo visto stamattina, moderando con l'assessore Lanzarin, la parte che dal punto di vista delle istituzioni centrali ci ha aiutato come regioni e soprattutto con cui abbiamo collaborato strettamente, quindi il Ministero, l'Istituto, l'AIFA e la struttura commissariale. Adesso continuiamo il nostro percorso con questo intervento col Presidente, la scuola e il curatore della mostra, il dottor Beltotto, per inserire e per condividere con voi il percorso che vogliamo portare avanti e che abbiamo avviato con questa giornata tecnica in cui abbiamo fatto il punto della situazione e continueremo poi nel pomeriggio con 2 tavole rotonde. Quindi Presidente, se vuole... Non c'è il video. Ah, ecco, c'è un video. Saranno esposti i disegni, i bimbi che non hanno fatto vedere i disegni li possono portare e li esponiamo, e quelli che non hanno fatto i disegni a casa e vogliono fare un disegno vengono lì e disegnano lì e esponiamo il disegno. Io voglio che resti consolidato che questa tragedia, chi l'ha vissuta sono stati i giovani e tutti quelli che comunque hanno perso 16 mesi di libertà da adolescenti o da bimbi. Sì, Presidente, se vuole illustrare questa mostra. Sì, sarò anche molto breve. Buongiorno a tutti innanzitutto. Mi permetto, non si offendano tutti gli altri, ma di salutare delle persone. Saluto il professor Rezza, il professor Palù, il professor Silvio Brusaferro, il generale Rossetti che ho salutato anche prima. È andato? E poi ovviamente tutti i sindaci delle città capoluogo, perché come avete capito la mostra è una mostra itinerante, una mostra, peraltro valutando le location direi che sarebbe il sogno di ogni artista riuscire ad avere i salotti buoni di tutte le città per la propria mostra personale. È stata una grande sfida, per me anche un po' di emozione, perché poi non vi nego che oggi incontro per la prima volta delle persone di persona
con le quali abbiamo avuto rapporti, penso al professor Rezza, al professor Silvio Brusaferro, in particolar modo il professor Palù l'ho incontrato molte volte di persona, però per me il coronavirus è iniziato con questi interlocutori che oggi incontro, quindi un saluto veramente di cuore e ovviamente anche a tutti voi. È stata una tragedia, forse varrebbe la pena di iniziare a riavvolgere il nastro e dire non è ancora finita, così evitiamo che qualcuno pensi che stiamo celebrando i festeggiamenti, no? Però era anche la volontà di dire che ci eravamo presi un impegno con i bimbi. Questa è una regione, e lo diciamo senza dubbi e senza remore, che si è occupata fin dal primo giorno dei bimbi. Io ho vissuto una piccola tragedia da bambino perché nei miei territori ci fu lo spauracchio della trazzina nelle acque e io avevo penso 6 o 7 anni e mi ricordo che allora non c'erano informazioni alle quali possiamo accedere oggi in tempo reale, e mi ricordo che pensare che l'acqua del rubinetto non la potevi più bere, eri un bambino, no? Che c'era comunque un mostro all'interno dell'acqua che ti poteva uccidere e che comparivano nei centri dei nostri piccoli paesi le autobotti mai viste per andare a prendere l'acqua, e ho detto ma io penso che i bimbi con il coronavirus qualche guaio ce l'abbiano, no? E allora abbiamo iniziato a parlare tutti i giorni ai bambini. Il risultato qual è stato? Che abbiamo scoperto di avere un popolo di artisti, sono arrivati più di 1300 disegni e devo dire che i disegni non sono arrivati a seguito di un appello, i disegni sono comunque arrivati. A quel punto, quando ci siamo ritrovati un vero magazzino pieno, perché forse dovremmo divulgare anche le foto di quello che era il magazzino dei disegni, abbiamo capito che avevamo 1300 disegni, abbiamo capito che avevamo più di 320 lettere. E poi le opere, perché qualcuno si è anche dato da fare, hanno iniziato a fare lavoretti più o meno piccoli, anche qualcuno gigantesco, perché ci hanno portato persino una vacca fatta in cartapesta, quasi a dimensioni reali, diciamo poco più grande di un vitello, ma con la volontà di esserci. Non posso non ricordare, lo dico così simpaticamente, il bimbo che mi ha mandato 9 uova, mi ha precisato una lettera feconde. Io ho invitato tante volte le poste italiane, no? Che magari si fanno anche, magari investono anche per avere delle idee strategiche per promozionare le poste italiane. Mi sono arrivate per posta, con un pacco normalissimo, uno ha detto cos'è, c'era una bomba dentro, 9 uova, accompagnate da una lettera nella quale in maniera minuziosa, proprio Veneto di OCG, con tutti i passaggi, mi ha detto se tu parti da qui e arrivi a questo punto, comprando questa incubatrice, mi ha messo anche la marca, ti nasceranno i pulcini. Ho detto, procediamo, l'abbiamo fatto in diretta, i pulcini sono nati, Fredo nelle 9 uova, 3 me le ha segnate, ha detto queste sono per lei, le può mangiare perché non sono feconde. Capite che questi ragazzi sono veramente un patrimonio per noi. E poi abbiamo scoperto, se vi interessa, che c'è questo hobby tra molti bambini, perché poi se ne è aggiunto un altro di bambino, non c'è stato solo Sebastiano, anche un altro, che ha detto ma anch'io ho le uova feconde e quindi anche lui ci ha mandato le sue uova. Quindi abbiamo scoperto che abbiamo dei bimbi che comunque si dilettano a far nascere i pulcini in casa, magari anche creando le incubatrici con il sistema del fai da te, quindi con una sorta di creatività che è unica. Da lì per dire cosa? Per dire che ci eravamo impegnati con i bambini del Veneto e con i ragazzini del Veneto per mettere in mostra i loro lavori. Non lo abbiamo fatto nell'autunno-inverno 2020-2021 per ovvi motivi, perché l'infezione era comunque importante. Lo facciamo oggi non con l'idea di dire finisce qui, ma andrà tutto bene, nel senso che siamo sicuri che ne usciremo, però dobbiamo ancora avere molta attenzione. Lo dico perché i bambini poi ci seguono in diretta e guardate, io ho fatto un esempio in questi giorni. Quando all'inizio degli anni 90 si è parlato di raccolta differenziata, e la grande sfida che ha colto il Veneto è quella di aver avuto l'intuizione di non parlare agli adulti che comunque erano abituati a prendere il tal quale dei rifiuti e cacciarlo nel cassonetto, ma di parlare ai bambini nelle scuole. Sono stati loro i primi educatori dei genitori, cioè la cultura della raccolta differenziata entra nelle case dei veneti tramite i bambini delle elementari, ricettivissimi ai messaggi, e quindi lì a controllare, come è accaduto, altra grande campagna che abbiamo fatto in Veneto per l'uso delle cinture di sicurezza. Papà, mettiti la cintura. Quante volte l'abbiamo sentita questa frase?
E qui ancora una volta i bimbi sono stati il nostro portabandiera. È stata dura, sono stati 20 mesi, sono 20 mesi comunque di alti e bassi. Io guardavo le cure in questi giorni, la dottoressa Russo, che ringrazio, mi ha dato modo di vedere l'ultimo report. Oggi peraltro noi abbiamo 234 persone ricoverate, delle quali 31 in terapia intensiva. Tra l'altro abbiamo avuto anche un buon calo delle terapie intensive, perché siamo passati da quasi 54, 53 a 31. L'80% dei ricoverati in terapia intensiva non sono vaccinati. Se oggi abbiamo iniziato una fase nuova, mi perdoneranno i professori che sono qui, che sanno tutto di virus, secondo me sanno anche più di quello che dovrebbero sapere del virus. E se abbiamo iniziato una fase nuova, che io chiamo della convivenza, loro la definiscono endemica, no? Mi sembra che si dica, è perché comunque la vaccinazione ci ha aiutato a fare questo. L'84,3% dei veneti questa mattina risulta ad aver intrapreso un percorso di vaccinazione con una dose, 2 dosi, oppure con la prenotazione. Io penso che questo sia fondamentale. Vedevamo ieri dei dati, non so se ne avete parlato stamattina, il vaccinato in Veneto, dati nostri, ufficiali, ha 6 volte la possibilità in meno di infettarsi. Quindi questa azione sterilizzante del vaccino un po' c'è, immagino che si intraveda, come spesso dice il professor Palù, no? Se si può definire sterilizzante, insomma, che ti crea un minimo di barriera. Dall'altro però c'è un altro aspetto, che l'8,6%, scusatemi, 8,6 volte in meno la possibilità, sempre per il vaccinato, di finire in ospedale. Questi sono dati ufficiali. La vaccinazione è volontaria, rispettiamo la volontà di tutti, ma abbiamo l'obbligo morale di garantire la vaccinazione a chi la vuole assumere il vaccino. Questi sono dati che voglio comunicare ufficialmente. Io non ho altro da aggiungere, se non ringraziare tutti i miei collaboratori, veramente tutti, con un abbraccio virtuale. Molti sono qui, altri non sono qui, perché è stato un lavoro di squadra, ed è un lavoro di squadra, non è finito. Noi siamo un po' preoccupati per le terze dosi, perché comunque vorremmo far molto di più. Abbiamo le 30.000 ospiti nell'RSA che comunque devono essere rivaccinati, gli operatori sanitari, e poi adesso stiamo anche attendendo eventuali pronunciamenti rispetto alla terza dose sugli under 60 e tutto quello che sarà. Ringrazio anche i collaboratori più stretti che ho avuto, che sono l'assessore Lanzarini e l'assessore Bottacin, che poi sono stati con me sempre alla protezione civile. Noi abbiamo fatto, questo ve lo vorrei dire, noi abbiamo fatto oltre 500 appuntamenti quotidiani per parlare ai veneti, e penso che l'azione di accompagnamento di un'informazione pulita, non drogata da ideologie, ma pulita, a volte anche cruda. Noi abbiamo avuto delle giornate che alzavamo cartelli con 190 morti al giorno, cioè pesavano quei cartelli. Abbiamo parlato di diagnostica, abbiamo parlato di buttare spesso il cuore oltre l'ostacolo, di ordinanze sicuramente coraggiose, soprattutto nella prima fase. E penso che a livello nazionale non si dovrebbe abdicare a questo ruolo di fare una campagna di informazione, da un lato pulita rispetto alla vaccinazione. Siamo in regime di volontarietà e quindi non dico promuovere i vaccini, ma quantomeno parlare dei vaccini e spiegare cosa sono i vaccini. Da noi, per dire, i ragazzi dai 19 ai 29 anni si sono vaccinati pesantemente, hanno passato, adesso non ricordo il dato, penso, insomma sono dati alti, molto alti, addirittura superando anche i 40-49 anni. Però qual è il dato? Che se trovo un ragazzo che non si è vaccinato, noi abbiamo somministrato circa 7.162.000 dosi, se trovo un ragazzo che non si è vaccinato, spesso mi dice: non mi sono vaccinato perché il vaccino rende sterile. Non mi sono vaccinato perché poi i guai ce li avrai fra qualche anno. Non mi sono vaccinato perché si attacca la calamita al braccio. Allora io penso che sia fondamentale, da un lato, parlare in maniera scientifica ed è fare un'informazione ad ampia divulgazione di quello che è questa partita, e dall'altro bisogna mettersi d'impegno anche rispetto alle fake news. Noi non possiamo abdicare al ruolo di informazione e delegarlo ai social media,
che senza alcun filtro parlano direttamente ai cittadini. I risultati li abbiamo visti e purtroppo se alcune sfide non sono state colte fino in fondo è perché questo è quello che è accaduto. Quindi a livello nazionale non bisogna abdicare al ruolo dell'informazione. Lo dico perché oggi il coronavirus che mette il germe, domani può essere un altro piano di sanità pubblica o un'emergenza nazionale, di questo passo finirà che non punteremo alla selezione naturale. Tra l'altro posso annunciarlo, che con forza ho voluto far fare uno studio, spero ce l'avremo per la prossima settimana, disegnando uno scenario di selezione naturale. Con tutti i dati che abbiamo. La domanda che io faccio al mondo scientifico, alla dottoressa Russo, è questa. Se avessimo semplicemente tenuto aperti gli ospedali, senza preoccuparsi di nulla, aspettando al pronto soccorso quello che sarebbe accaduto, ditemi cosa sarebbe accaduto e quale sarebbe stato lo scenario. Perché insomma, se è una semplice influenza, e allora è meglio che ci guardiamo negli occhi e ne parliamo fino in fondo di questa partita. Ecco, noi saremmo pronti a presentarvi questo scenario. Io lo definisco della selezione naturale, un po' improprio, perché poi l'ospedale i primi li avrebbe sicuramente curati e presi in carico. Il problema è capire a che punto poi non avremmo più preso in carico nessuno. E la cosa che mi manda, e chiudo perché se no sto qua tutto il giorno a dire tutte robe che mi fanno arrabbiare, la cosa che a me non riesco a digerire è l'idea che non si riesca a capire che se è vero da un lato che il 95% dei contagiati si possono curare a casa e si sono curati a casa, noi abbiamo avuto 470.000 contagiati ufficiali, poi non so quanti ne abbiamo avuti non censiti, asintomatici, che andavano in giro a infettare senza saperlo, dei 470.000, 25.000 li abbiamo curati in ospedale, ma perché avevano bisogno dell'ospedale, ma a casa noi li abbiamo curati. È ora di finirla con questa farsa di dire che non ci sono le terapie domiciliari. Da noi c'era anche l'ossigenoterapia domiciliare. Quindi i direttori generali, vedo il dottor Flore e tutti i direttori generali, si sono dati da fare per questo. Allora, se è vero questo e se è altrettanto vero che una quota del 5, 6, 10% quello che sarà ha bisogno di un ospedale, di una struttura organizzata, è altrettanto vero che io trovo strano che ancora non si capisca che il problema non è che si possono curare a casa, il problema è che quelli che non si possono curare a casa bloccano l'intera sanità e ci mandano in tilt il sistema. Dico solo questo perché noi stiamo ancora combattendo a livello primordiale per discutere di queste cose. Non aggiungo altro, ringrazio ovviamente la dottoressa Palumbo come ufficio scolastico regionale, il dottor Beltotto in qualità di presidente del Teatro Stabile del Veneto, che poi ci ha fatto da coordinatore per questa mostra, e tutti quelli che hanno lavorato. Grazie e buongiorno. Allora, mi aggiungo al Presidente che vi rubo 5 minuti per concludere e per completare il quadro che avete visto nel video e quindi della mostra che il Presidente ha avuto l'idea e anche la forza di portare avanti insieme a noi. Abbiamo detto prima, oggi è la prima giornata che abbiamo aperto con questo seminario, questo confronto scientifico. La mostra è itinerante in queste sedi importanti che sono state individuate ed è coordinata dal dottor Beltotto di Padova, però abbiamo voluto accompagnare alla mostra con un percorso che è un percorso scientifico. Quindi in ogni sede dove ci sarà la mostra, dove si terrà la mostra e rimarrà in quella sede per 2 settimane, stiamo organizzando in ogni sede un seminario scientifico che contestualizzerà la pandemia e quindi i colleghi del territorio di Padova, di Verona, di Vicenza, di Venezia, poi uno ce l'abbiamo, 2 li faremo probabilmente a Vicenza perché abbiamo 2 aziende ULSS e l'ultimo lo facciamo a Vo, lì contestualizzeremo il ruolo della sanità, ma non solo della sanità, perché vogliamo vedere questa pandemia con gli occhi anche
della parte del sociale, della parte della fragilità, della parte del disagio che si è vissuto e che ognuno ha vissuto nel fronteggiare questo grosso problema, questa pandemia, questa situazione che ci ha trovati, insomma, veramente, soprattutto da un punto di vista emozionale, indifesi. Quindi vogliamo dare la possibilità e contestualizzare in ogni territorio quello che è successo e soprattutto come i colleghi del territorio che sono oggi qui lo hanno affrontato con tutti gli altri che nel frattempo sono presso le sedi e stanno lavorando. Quindi faremo questo percorso accreditato. Tutti quelli che vogliono partecipare, i colleghi, insomma, che hanno lavorato sul territorio, sull'ospedale e in ospedale e anche in altre strutture, potranno partecipare a questo percorso che quindi accompagnerà la mostra in tutte le sedi. E poi abbiamo un'altra parte molto importante che è la scuola, perché in questa mostra da chi sarà vista? Principalmente l'abbiamo pensata per trasmettere un contenuto emozionale, come diceva il Presidente, ma anche un contenuto educativo che permetta ai bambini delle scuole, e la dottoressa Palumbo adesso, se vuole, può dire insomma 2 parole, ma anche ai genitori che vanno con i bambini, perché come ha detto il Presidente i bambini fanno da volano ai messaggi che arrivano ai genitori e fanno sì che questo messaggio passi per tutte le età. Quindi abbiamo pensato di strutturare un percorso che, partendo da questa idea dell'emozione trasmessa attraverso i disegni, permetta a tutti di raccontarsi e di vedere la pandemia con gli occhi di tutti quelli che sono stati protagonisti, non protagonisti, cioè coloro che hanno fronteggiato questa pandemia con il proprio lavoro, ma anche con la propria emozione e col proprio disagio. Quindi questo è quello che vogliamo portare con questo percorso lungo, e speriamo di farlo, ma anche con la scuola. E se la dottoressa Palumbo ci vuole dire, grazie. Allora, grazie. Io penso che questa iniziativa diciamo sia assolutamente opportuna e intelligente, direi quasi doverosa verso il mondo, lo diceva prima il Presidente, verso il mondo dei bambini e degli adolescenti. Se ci pensiamo bene, i bambini e gli adolescenti sono stati quelli che hanno sofferto meno le conseguenze fisiche, si sono ammalati di meno, ma soprattutto in modo meno grave di questa pandemia, di questa malattia. Ma dal punto di vista psicologico sicuramente la fascia dell'adolescenza e quella dei bambini è quella che credo abbia veramente sofferto di più. Lo stiamo vedendo soprattutto adesso che ne stiamo, diciamo così, uscendo. Forse l'attenzione il primo anno, dopo quel febbraio-marzo, adesso si sta aprendo di più. Questo credo sia, anche questa mostra sia l'occasione per aprire proprio una luce, no? su queste tematiche. Se ci pensate bene, di colpo all'inizio della primavera del 2020 bambini e adolescenti si sono trovati senza punti di riferimento fondamentali. Da un lato la famiglia. Perché dico questo? Perché hanno scoperto che anche nella famiglia è sorta incertezza, insicurezza, paura, magari perdita del lavoro, malattia, i nonni malati. Quindi hanno visto nella famiglia, diciamo così, situazioni anche di incertezza e insicurezza, e nello stesso tempo hanno perso quella loro abitudine, quel loro costume, no, di frequentare la scuola con tutto ciò che ne comporta a livello di apprendimenti e di socialità. Quindi tanti punti di riferimento sono venuti meno per loro. Quindi penso che questo moto spontaneo, questo movimento che c'è stato, no, di questi disegni che sono affluiti, disegni scritti che sono affluiti verso la regione, io mi sono chiesta proprio come mai, cioè questo movimento così importante, così anche spontaneo dei nostri bambini. Ma sicuramente uno dei motivi
innegabile il carisma naturale del nostro Presidente Zaia, ma credo che non ci sia solo questo, ci sia di più, ci sia stato il bisogno anche per questi piccoli cittadini di ancorarsi a qualche punto di riferimento forte. In quel momento per tutti noi cittadini diciamo che la Regione ha rappresentato questo, ha rappresentato un punto di riferimento con le sue strutture, con le sue indicazioni che venivano a tutti noi, e lo è stato anche per questi piccoli cittadini. Quindi grazie, e grazie anche per aver dato i salotti buoni delle città a questa mostra. Noi in questo periodo stiamo, diciamo, in base anche a una convenzione che abbiamo con l'Ordine degli Psicologi del Veneto, con la quale stiamo lavorando molto bene, stiamo anche intervenendo nelle scuole in modo assolutamente delicato e appropriato, e perché le ferite dell'anima ci sono, le dobbiamo curare in fretta nei nostri bambini, nei nostri adolescenti, e credo però che avere questa testimonianza, capitalizzare questo complesso di disegni, di scritti, e come sappiamo i disegni in particolare sono il modo più spontaneo e immediato, naturale, no? Di esprimere sentimenti, emozioni, paure, poi è una forma espressiva che col tempo si lascia, la gran parte delle persone lasciano, ma nei bambini è una modalità molto immediata e diretta. Credo che capitalizzare tutto ciò e portarlo in una mostra itinerante dove andranno molto le scuole, ma io mi auguro che vadano anche i genitori, le famiglie, sia davvero importante. Ecco, è tracciare un pezzo della storia di questi anni, un pezzo importante della storia di questi anni. Grazie. Dottor Beltotto, che è curatore della mostra. Buongiorno a tutti. Vi do soltanto qualche elemento operativo, insomma, chi, come, dove, quando e perché. La mostra intanto è stata inventata dall'architetto Adriani, non ci ho messo niente di mio, chiunque mi conosca si metterebbe a ridere se pensa che non ci sono messo a disegnare cose. Quindi grazie all'architetto Adriani che ha fatto un lavoro eccellente e ha coinvolto una grande azienda come la 3B di Salgaredo e per gli allestimenti una grande azienda anche qui veneta che è quella di Michele Tosetto. Vi dico queste cose perché tutto questo lavoro che voi vedrete se andrete a vedere la mostra è gratuito, cioè, lo hanno regalato alla Regione, quindi noi ringraziamo di cuore. Come ringrazio di cuore, visto che è qui il Presidente Pozza, perché il primi a rispondere alle esigenze finanziarie di una mostra così complessa, perché vedrete che è un circuito piuttosto complesso che hanno messo in piedi, è stato il sistema camerale e la Camera di Commercio di Padova in particolare. A loro va il mio grande ringraziamento, perché stiamo cercando naturalmente e siamo addirittura d'arrivo per altri sponsor istituzionali, ma mi ero impegnato col Presidente Zaia di trovare istituzioni, perché una mostra così è evidente che non ha nulla e non può avere nulla di commerciale, il che metteva qualche difficoltà, diciamo, nel reperire danari. Una parte fondamentale di questo lavoro è stata fatta con i comuni. Tutti i comuni del Veneto, tutti i sindaci del Veneto hanno risposto con una generosità straordinaria. Una mostra che si svolga nei luoghi centrali della nostra regione, delle città, è un unicum. Io non ho memoria di una cosa di questo tipo, e dire che sono vecchio, come direbbe il Presidente Zaia, quindi, ma non ho memoria che ci sia stata una collaborazione così intensa. Tutti sanno della mia lotta contro i campanilismi. Ecco, questo è un caso di scuola, è un caso in cui i comuni hanno dimostrato che lavorando insieme si può ottenere un risultato straordinario.
Ecco, 2 parole solo su quello che troveremo. Siamo nel posto giusto per dirlo. Quando frequentavo al primo anno dell'Università Cattolica ho capito che non esisteva cultura alta e cultura bassa, che era una grande fregatura che ci avevano dato, e dentro la fregatura ci sta il fatto che molti anche di quelli che hanno una certa età continuano a dire: non vengo a teatro perché non sono colto. Il teatro l'hanno inventato i contadini, quindi non c'era proprio niente di colto. A teatro ci andava mio nonno che faceva il tranviere a Roma con 5 figli, non c'è niente di colto nella Traviata o nelle cose che fa il teatro. E questa mostra dimostra con grandissima evidenza che il significato della cultura, che è memoria delle generazioni e speranza di quello che viene dopo, è esattamente quello che ci hanno dato i nostri bambini. Che poi sia passato per Zaia è, come dire, una fortuna in più per Zaia, per le istituzioni. Perché? Perché in un momento in cui tutti stanno sparando a pallettoni contro le istituzioni, i bambini invece ci stanno dimostrando che non è così, che quando le opinioni svaniscono, quando smettiamo di insultarci, rimangono le istituzioni. E loro, in modo assoluto, come diceva la professoressa Palumbo, con un moto spontaneo, si sono rivolte alle istituzioni e hanno scritto alle istituzioni. E noi adesso, io, piccola istituzione, itinerante sul territorio, con le grandi istituzioni del comune e con il coordinamento della regione, sto dando una risposta tutti insieme ai bambini che dicono: si ricomincia o no? E gli stiamo dicendo: sì, si sta ricominciando. E di questo, se non sentiamo un minimo di emozione, non abbiamo più neanche l'anima, non ci ricordiamo più neanche che cosa ci abbiamo qui dentro. Quello che ho visto in questi disegni è il futuro della nostra civiltà. I bambini ci stanno dicendo che si può fare, che ce la possiamo fare contro le fake, come diceva il Presidente, tutto quello che ci sta facendo incazzare. Beh, i bambini ci stanno dicendo: guardate che ce la facciamo. E allora fare questa cosa e farla finire con una festa, perché tutti questi mesi di lavoro finiranno con una festa a Vo di 3 giorni. Finire questa cosa con una festa è dire: dai bambini che ce la facciamo. Grazie, arrivederci. Sì, chiusura, nel senso che questa è una conferenza stampa, ringrazio ancora tutti i presenti. C'è una richiesta da parte dei giornalisti di avere la possibilità di fare alcune domande, ma anche di integrare il tavolo, se c'è la vostra disponibilità, del professor Brusaferro, del professor Palù e del professor Rezza, quindi integriamo il tavolo e chiedo di fare delle domande. Siete a disposizione? Prego, venite. Cediamo il posto. Sì, magari accomodatevi. Sì. Resta Beltotto per l'organizzazione. Prego, accomodatevi. Ovviamente ragazzi, roba veloce, stasera avevamo anche altro da fare. Prego. Togliamo i cavalieri. Posto. Via. Accomodate, prof. Prego. Professor Palù qui. Prego, domande veloci. Nome e cognome e testata. Prego. C'è un microfono portatile, per favore? Sì. Grazie. Buongiorno a tutti. Io partirei con un input che ci ha dato il Presidente Zaia alla fine del suo intervento, ma anche con un input del Professor Palù. Approfitto della presenza dei professori Rezza e Brusaferro per chiedere lumi sulla terza dose per gli under 60, cioè se è prevista, ci state pensando, quando, eccetera. E l'altra cosa importante che ha detto il Professor Palù è
I monoclonali sono gli antivirali più potenti, purtroppo però li stiamo usando poco. Allora risulta, almeno dai dati che ci ha fornito il Ministero della Salute, che nei frigoriferi delle regioni ci siano 60.000 confezioni di monoclonali ferme. Addirittura la Lombardia ne avrebbe regalati circa 5.000, se non ricordo male, alla Romania. Ma sono in scadenza, quindi volevo chiedere perché non si usano ed eventualmente se possiamo regalarli a chi li usa. Grazie. Grazie. Michela Nicolussi Moro, Corriere del Veneto. Vuol dire che non te mi ascolti, Presidente, sai che mi emoziono, quindi grazie. Prego. Monoclonali e terza dose. Sulla terza dose, allora diciamo che ci sono due tipi di terza dosi. La dose aggiuntiva per gli immunocompromessi, quella è stata sdoganata immediatamente, perché sono persone che hanno bisogno evidentemente per completare il ciclo primario di un'ulteriore dose, perché rispondono di meno al vaccino. Dopodiché, per quanto riguarda invece la cosiddetta terza dose di richiamo, allora in questo caso si è pensato innanzitutto sulla base degli studi effettuati soprattutto in Israele, negli Stati Uniti, laddove si è cominciato a vaccinare prima, parlo soprattutto di Israele, no? Quasi tutta la popolazione è stata vaccinata in 2 o 3 mesi all'inizio dell'anno. Allora si è pensato innanzitutto di coprire le persone chiaramente più a rischio, anche perché le persone a maggior rischio hanno quasi tutte completato il ciclo primario più di 6 mesi fa. Per cui sono le prime a dover essere rivaccinate anche per un motivo semplicemente temporale, cronologico. Dopodiché adesso si sta valutando se e quando, soprattutto quando, andare a effettuare una dose di richiamo alle persone più giovani. Naturalmente che sono state vaccinate per la maggior parte a ridosso dell'inizio dell'estate, quindi c'è ancora un po' di tempo per prendere delle decisioni sulla base anche delle evidenze scientifiche che si accumuleranno. Quindi ecco, in questo momento si sta valutando. Grazie professor Rezza. Anticorpi monoclonali, prego. Sì, sono farmaci molto efficaci perché bloccano, neutralizzano proprio la proteina che permette al virus di entrare nella cellula. Quindi si è visto anche comparativamente avere un'efficacia maggiore di alcuni antivirali che non sono ancora approvati per uso clinico. Come tutti gli antivirali, questa è una storia che vale per virus erpetici, per il virus influenzale, per i paramyxovirus, sono efficaci se dati in fase precoce, cioè normalmente nelle 72 ore dai sintomi il massimo di efficacia. Si è visto però dai studi, soprattutto condotti negli Stati Uniti, che anche una certa popolazione di soggetti già ricoverati, quindi che avevano superato quella fase iniziale e quindi erano ricoverati o in rianimazione o in reparto medico e anche in condizioni gravi e severe, i monoclonali erano efficaci a una condizione che questi soggetti fossero sieronegativi. Quindi il significato della terapia diciamo precoce, ma anche in un soggetto che non ha difese immunitarie. Ci sono studi che dimostrano anche che possono essere utilizzati per prevenire, o meglio, quello che ci può essere il contagio in ambiente dove questo familiare o assembramento, quindi a livello profilattico. Ecco, ricordo che c'è sempre stata una differenziazione tra sieroterapia, ricordiamo anche il primo Nobel di von Behring sul Corynebacterium diphtheriae, no? Contro una tossina della difterite e poi del tetano, quindi noi li usiamo gli anticorpi anche in profilassi, quando magari ci procuriamo una ferita, magari con materiale che può contenere delle spore, quindi facciamo anche la sieroprofilassi. Però ecco, quindi possono essere usati per terapia e per profilassi. Il fatto che non si siano usati estensivamente ha anche questo significato. Direi che questa è una lezione della pandemia.
Non si sono usati perché al momento quelli che vi ho mostrato, quelli autorizzati, compreso l'ultimo GlaxoSmithKline, che è un monoclonale molto efficace anche in monoterapia, di solito avete visto che sono combinazioni perché colpiscono la proteina S non solo nel sito che lega il recettore, ma anche in siti che si può dire allosterici, che collaborano, diciamo, nella funzione della proteina, quindi la bloccano in tutte le sue espressioni. Però ecco, dicevo, il fatto che non si siano così utilizzati è perché c'è anche una certa difficoltà, vanno somministrati endovena, quindi è difficile fare, non c'è quasi più il medico di medicina generale che ti fa un'endovena a casa e poi dopo un'ora ti osserva che non hai un effetto collaterale. Quindi in ambiente ospedaliero è più facile eseguire ciò e questo dal punto di vista logistico è uno svantaggio. Quindi adesso avremo anticorpi monoclonali che possono essere somministrati intramuscolo e addirittura sottocute, per cui ci sarà la possibilità che sia il medico, come diceva prima il Presidente, le terapie domiciliari potrebbero essere fatte con i monoclonali, come con i nuovi farmaci che si somministrano per OS. Però tutto questo richiede una riforma, un'innovazione del nostro sistema sanitario. Puntare sulla medicina generale vuol dire fornire ai medici di base i sistemi diagnostici, perché se faccio la diagnosi in tempi rapidi posso applicare la terapia. Oggi questo non è ancora possibile, quindi bisognerà ripensare, ma questo non spetta a me, ma lo dico come lezione, alla riformulazione di quelle che sono anche le basi della medicina generale e dell'assistenza territoriale. Ci sono soldi previsti nel PNRR, ma è una riforma che deve essere prima di tutto culturale, quindi formare, come ho messo nella diapositiva, una continuing medical education in malattie infettive. Ricordiamo che non si muore più, si muore prima di cardiovascolare, di tumori, di malattie infettive, ma fino ai primi del Novecento il 55%, 60% della mortalità anche negli Stati Uniti era dovuta a malattie infettive e lo è tuttora nei paesi in via di sviluppo e la pandemia ci ha insegnato questo. Quindi logistica va ripensata, però vanno sfruttate. Se io oggi mi prendessi per caso, dopo la vaccinazione anche no, vorrei essere trattato con anticorpi monoclonali. Okay? Quindi ecco, credo sia una questione logistica che va risolta, ma in prospettiva va vista anche come possibilità di cure a domicilio, riformando adeguatamente il sistema. Sì, grazie. Vista dal lato del cantiere, noi utilizziamo metà degli anticorpi monoclonali che si utilizzano a livello nazionale. Noi abbiamo notato che il problema è l'ingaggio del paziente e quindi per ovviare a questo problema, visto e considerato che ormai si possono praticare queste cure a tutti i cittadini, non solo gli over 65 con comorbidità e tutta la storia che sapevate, abbiamo oggi adottato, lo dico anche ai prof che sono qui, una modalità per cui al tampone positivo c'è una frase nel referto nel quale dice: lei può sottoporsi alla cura con gli anticorpi monoclonali, chiami subito questo numero perché lo deve fare entro 5 giorni. Quindi questo ci permette di essere più performanti, però il tema dell'ingaggio è il vero problema. 3 domande, se no chiudiamo. Ancora. Una domanda? Scusa. Lasciare fare. Filippo Tosato al Mattino. Buongiorno. Una domandina facile. Prima l'accenno al virus che muta e all'obiettivo di raggiungere l'immunità di gregge mi ha ricordato un attimo il paradosso di Achille e della tartaruga. Non è che il carattere mutante del virus farà sì che l'obiettivo di arrivare a una copertura sufficiente si allontani sempre di più e diventi una scadenza sempre più lontana? La domandina facile poi è questa: pare di capire che il raggiungimento di una copertura ritenuta sufficiente è la condizione per superare il Green Pass. Una previsione ragionevole in base agli elementi di fatto disponibili oggi è possibile? Grazie. Professor Brusaferro, prego.
Allora, la domanda che lei pone in qualche modo durante queste relazioni credo abbia trovato tutti gli elementi per la risposta. Noi sappiamo che questi virus mutano, continuano a mutare e la mutazione di fatto si selezionano quelle mutazioni che sono più performanti. L'ha spiegato bene anche il professor Palù nelle sue diapositive, mostrando che le mutazioni oggi possono avvenire e perché c'è maggior capacità di trasmissione, quindi una maggior trasmissibilità, o perché ovviamente possono creare quelle che ci preoccupano e quelle che possono creare maggior danno dal punto di vista della salute, o comunque l'ulteriore elemento importante che dobbiamo vedere è la capacità di evadere la risposta immunitaria. Per questo noi abbiamo un sistema di monitoraggio. Oggi i dati di cui disponiamo sono che le varianti che circolano, sebbene abbiamo visto la alfa, la delta, che progressivamente si sono selezionate in maniera competitiva anche per la loro capacità maggiore di trasmissione, hanno ridotto leggermente la capacità di risposta immunitaria, ma che rimane molto elevata, come avete visto per quanto riguarda l'infezione, e rimane comunque, supera abbondantemente il 90% per quanto riguarda gli effetti della salute. Quindi in questo momento l'obiettivo principale per mantenere bassa la circolazione, anche con tutte le attività che stiamo facendo sostanzialmente, anche con tutta la mobilità che abbiamo ripristinato, è quello di avere sempre più alto il numero di persone immunizzate, soprattutto anche nelle fasce di età. L'abbiamo detto prima, l'ha ribadito anche il Presidente Zaia, le fasce di età più giovani stanno rispondendo molto bene. Abbiamo una quota di persone over il 50 che è più esitante, però sono anche le persone che purtroppo, se contraggono l'infezione, rischiano di più di avere delle complicanze. L'altro passaggio è che una volta raggiunta la copertura immunitaria questa deve essere mantenuta nel tempo, ed è il ragionamento della terza dose o comunque dei rinforzi che sono stati prima fatti. Quindi in sintesi, noi abbiamo una condizione oggi di circolazione virale che è sotto stretto monitoraggio in Italia, ma a livello internazionale. Avete visto anche nelle slide, abbiamo mostrato anche il quadro internazionale come si sta evolvendo. Abbiamo una situazione in cui i vaccini di cui disponiamo sono efficaci nella prevenire la diffusione dell'infezione e soprattutto nel prevenire la probabilità che, se una persona si infetta, abbia delle conseguenze sanitarie importanti. Abbiamo una risposta straordinaria della popolazione, ma serve proprio per mantenere i risultati che abbiamo, serve completare questa cosa e allo stesso tempo proteggere le categorie più fragili. Quindi io credo che se andiamo avanti in questa prospettiva, cioè completando, raggiungendo anche quelle fasce di popolazione che oggi magari sono un po' più esitanti, sono più, hanno delle paure sostanzialmente, ma che, se andiamo a guardare i dati, anche ne abbiamo presentati alcuni oggi, sono dei risultati assolutamente spettacolari. Vorrei sottolineare un fatto. Il professor Rezza nella sua lettura introduttiva ha mostrato la storia delle pandemie e abbiamo tutti sottolineato come in questo contesto dico Venezia, la Serenissima, si sia sviluppato in qualche modo e messo a punto anche il sistema di risposta. Credo che quello che viviamo oggi è un evento straordinario, è la prima volta nella storia dell'uomo che l'uomo riesce attraverso i vaccini a modellare una pandemia. I risultati che oggi abbiamo sono dovuti anche a questa scoperta e, permettetemi di sottolineare, al metodo scientifico. Il metodo scientifico ci aiuta a uscire. Ovviamente poi dalle scoperte scientifiche c'è il problema della traslazione produttiva, eccetera, eccetera, però oggi quello che ci consente di guardare a quanto diceva il professor Palù sugli anticorpi monoclonali, è il metodo scientifico. Credo che applicare questo metodo scientifico e coglierne la ricchezza e la potenza nelle nostre scelte individuali e sociali sia in qualche modo la chiave di lettura. Grazie, è che qua ne abbiamo ancora tanti che seguono Aristotele. Stampa, prego, Presidente. Alda Vanzan, Gazzettino. Alda Vanzan, buongiorno. Volevo chiedere al professor Palù, i vaccini sono sempre gli stessi perché proprio perché c'è questo variare del virus, ci sono tutte queste varianti, in tanti si chiedono forse il primo vaccino non è più valido, e quindi la domanda che le pongo: c'è bisogno, secondo lei ci sarà bisogno di un tagliando? Poi molti vostri colleghi che partecipano a tantissime trasmissioni televisive hanno detto che chi ha fatto il vaccino Johnson & Johnson avrà bisogno della cosiddetta dose booster dopo 2 mesi anziché 6. Volevo chiedere
quant'è il periodo esatto di attesa per il booster. Grazie. Allora, vaccini e varianti, la tecnologia dell'mRNA è vincente anche per questo, perché se vi ricordate, Moderna, dopo 7 giorni che era stata pubblicata la sequenza del genoma da 5 laboratori cinesi, aveva già il primo allestimento vaccinale da sperimentare all'NIH e dopo 8 mesi abbiamo avuto il vaccino, quindi superate tutte le prove cliniche e la fase 3. Oggi allestire un vaccino che sia modellato sulle varianti è molto semplice, addirittura sia EMA che FDA hanno un percorso ancora più accelerato per validarlo dal punto di vista clinico. La cosa interessante però, che sottolineerei, anche se uno lo confronta col vaccino anti-influenzale, che sappiamo non ha la stessa efficacia, perché partiamo di efficacia del 95-90% nel prevenire l'infezione, ovviamente modificata, come diceva il professor Brusaferro, dalle mutanti, ma ancora efficace nel proteggere dalla malattia. Si è visto che la cosiddetta terza dose negli studi clinici è così potente, cioè induce il booster è così potente nell'indurre una risposta anamnestica dalle cellule memoria del sistema immunitario, che è in grado di neutralizzare tutte le varianti, anche le più immunovasive come la variante sudafricana o beta. Quindi certo, le aziende sono già pronte con il vaccino allestito sulla variante. Però ricordiamoci che fortunatamente la Delta, che è diventata dominante, partita dall'India a ottobre-dicembre 2010 e è diffusa in tutto il mondo, risponde bene, anche se i titoli anticorpali per neutralizzarla sono 2 o 3 volte superiori rispetto ai titoli che erano sufficienti per neutralizzare il prototipo iniziale di Wuhan. Quindi la tecnologia c'è. Per quanto riguarda Johnson & Johnson è un problema che affronteremo a presto, ne parlavo prima col professor Vella. Effettivamente la stessa azienda ha fatto una sperimentazione che dimostra, con il cosiddetto fenomeno illustrato che avete visto della waning immunity, cioè l'immunità che viene un po' meno nel tempo, c'è bisogno di accelerare il richiamo, ma io penso che sarà buono e saggio che noi puntiamo sulla vaccinazione eterologa, che si è dimostrata anche con i vettori adenovirali, in particolare con i vettori adenovirali, e Johnson è un vettore adenovirale che era concepito per una sola dose, più efficace. Quindi sarà problema che è discusso tra pochi giorni sia a livello del CTS che dell'EMA che dell'AIFA. Grazie. Altre domande? Cristina Giacomuzzo, Giornale di Vicenza. Buongiorno. Allora, volevo chiedere, alla luce delle prospettive di una campagna vaccinale che sta proseguendo, che sta andando anche verso una terza dose, che autunno ci aspetta, anche considerando che la Gran Bretagna sta andando, mi pare, in altra direzione. La seconda domanda che volevo porre è questa. La lezione del Covid, diceva prima Brusaferro, è stata quella di attivare ci ha dato la possibilità di attivare un sistema di sorveglianza base che potrebbe essere in futuro allargata anche magari per altre malattie. Mi pareva di aver capito anche la resistenza agli antibiotici, quindi chiedevo quali sono le tappe concrete, e la seconda cosa in particolare, come sta andando la ricerca sulle acque reflue di cui aveva accennato prima. Grazie. Ci vorrebbe una conferenza. Allora, cerco di andare per battute. L'autunno che stiamo vivendo è caratterizzato da un quadro epidemiologico dove puntiamo ad aumentare la copertura vaccinale immunitaria e a mantenerla, e dall'altra mantenendo le misure di precauzione. Oggi siamo numerosissimi in questa sala, tutti con la mascherina. Credo che questo sia un elemento, la cautela e la precauzione, credo sia un po' l'elemento caratterizzante in una stagione dove vivremo più tempo delle giornate al chiuso, e quindi dove sappiamo che questo tipo di carattere facilita la trasmissione anche di altri virus come quello influenzale. Non a caso è stata lanciata dal Ministero anche la campagna per vaccinare le persone contro l'influenza, soprattutto le categorie a rischio che vengono identificate precisamente. Questo è il primo elemento credo importante, quindi l'autunno che vivremo puntiamo a tenere controllata la circolazione. Questo avviene con la doppia gamba: da una parte
mantenendo l'immunità e arricchendola, potenziandola anche nelle fasce che oggi non sono coperte, e dall'altra mantenendo una prudenza, e tutto insieme attraverso il monitoraggio. Monitoraggio che oggi si articola, io ho enfatizzato il fatto che questa collaborazione continua con le regioni ci sta dando la possibilità di avere continuamente un quadro aggiornato a livello locale, a livello regionale e a livello nazionale. Ecco, questo è un esempio, e mette insieme dati epidemiologici, dati virologici di sequenziamento, dati ambientali, dati clinici, dati in qualche modo che anche di contesti specifici nei quali lavoriamo, e questa era la finalità. È chiaro che questo tipo di strumento, che è tuttora in vigore, perché non dimentichiamo, siamo ancora nella pandemia, okay? Stiamo ragionando insieme ovviamente a tutti gli attori per farlo diventare e portarlo a sistema anche per altri fenomeni. Più volte mi avete sentito citare che è un fenomeno che era presente, che è presente e che è stato identificato a livello globale come uno degli sforzi o delle sfide più importanti che abbiamo nel futuro, è il fenomeno dell'antimicrobico resistenza, di un uso prudente degli antibiotici, ma anche del contrasto a quei microrganismi che evadono la copertura antibiotica. Adesso non posso darle una roadmap, ma sicuramente questo è un percorso condiviso, è uno sforzo che il Paese già aveva messo in atto col Piano Nazionale per la Resistenza Antimicrobica, che si sta aggiornando e che immagino possa diventare uno degli strumenti rispetto al quale applicare questi strumenti. Sul tema delle acque, e anche questa è una rete fatta con tutte le regioni, che è già consolidata, sono stati fatti i primi test. Nei prossimi giorni, credo, insieme, dopo aver consultato e condiviso con le regioni tutti questi dati, alcuni li hanno anche fatti uscire, insomma, informalmente in alcune situazioni, stiamo facendo un quadro generale proprio per poter dare un quadro. Anche questo è uno strumento che arricchisce la potenzialità di conoscenza della circolazione dei patogeni nei nostri ambienti. E quindi l'ultima in chiusura la facciamo fare velocissimamente a Michele Armincolussi, prego. Guarda che ne è già fatta una, quindi deve essere veloce. Rapidissima, se è già stato emanato il provvedimento in queste ore mi scuso. Volevo chiedere una cosa che stanno aspettando tantissime famiglie, perché hanno domestici, badanti e colf vaccinati con Sputnik e Sinovac, se c'è appunto questo provvedimento da parte del Ministero della Salute di riconoscere anche questi due vaccini a breve, insomma. Ecco, tutto là. Grazie. Allora, per quanto riguarda Sinovac e Sinopharm, sono stati inclusi nella lista dei vaccini riconosciuti dall'OMS, mentre Sputnik ancora non lo è stato, però come sappiamo c'è una deroga per quanto riguarda i cittadini di San Marino che sono stati vaccinati comunque con Sputnik, quindi chiaramente bisognerà valutare l'opportunità, e si sta facendo, di o riconoscimenti o di esenzioni. Naturalmente bisogna fare tutti i passaggi, in quanto questi vaccini, come sapete, non sono stati ad oggi approvati dall'EMA, quindi data però la situazione chiaramente si sta valutando, perché ci sono molti lavoratori che hanno seguito questi vaccini e del resto si era anche pensato ad una dose, di sottoporre una dose addizionale con un vaccino RNA a queste persone, però anche in questo caso sarebbe off-label, quindi avrebbe necessità di passare attraverso il parere di un'agenzia regolatoria, per cui credo che questa delle tre vie sia quella più difficile, quindi si sta valutando. Io spero che nel giro di pochi giorni la questione venga in qualche modo risolta. Grazie professor Rezza, direi di chiudere. Grazie, buona giornata a tutti. Si inizia domenica 7 novembre da Padova e quindi iniziamo direttamente dal Comune di Padova. Grazie.
E con l'annuncio della data 7 novembre, la data di inizio della mostra itinerante con i disegni dei bimbi realizzati durante il lockdown, durante questa pandemia, si chiude la conferenza stampa alla Scuola Grande di San Giovanni Evangelista a Venezia del presidente Zaia, che poi nella parte dedicata alle domande dei colleghi giornalisti si è affiancato dal professor Rezza e dal professor Brusaferro e dal professor Palù. Allora ritorniamo un attimo in diretta a Venezia con l'intervista al governatore Zaia. Degli artisti e hanno prodotto 1300 disegni. Direi che è una raccolta unica, non sono 1300 disegni, 320 lettere, una ventina di opere. È una grande produzione artistica ma soprattutto umana dei nostri bimbi, dei nostri ragazzi, e avevamo promesso, oltre a seguirli durante la pandemia con le nostre conferenze stampa e parlare sempre a loro, avevamo promesso di fare la mostra è stata organizzata. 7 salotti buoni, anzi 8, perché poi ci saranno non solo i capoluoghi di provincia ma anche Vo. Alla fine si inizia dal domenica 7 novembre direttamente da Padova, e vorrei ricordare che i bimbi che non hanno portato il loro disegno ancora lo possono portare, e se non lo hanno realizzato lo possono fare in loco direttamente nella sede della mostra. Sono stati i bambini quelli che hanno sofferto di più la pandemia, anche se non si sono ammalati o si sono ammalati di meno? Decisamente sì, l'inquietudine del mostro, dell'incubo, l'inquietudine del lockdown, l'inquietudine, ricordiamoci, di non poter più uscire. Immaginate quanti bimbi hanno vissuto tutto il lockdown magari in appartamenti molto piccoli, magari senza un terrazzo, e ricordiamoci anche poi tutto quello che è stata la conseguenza della DAD, e quindi la scuola non in presenza. I bimbi devono veramente avere la medaglia d'oro per quanto hanno sopportato. Senta, per certi aspetti sembra che i bambini siano stati più maturi degli adulti, anche sul fatto di rivolgersi in prima battuta alle istituzioni, cioè hanno scritto al Presidente della Regione. Beh sì, dopo dirò che anche moltissimi adulti ci contattavano. Di certo i bimbi, come al solito, sono molto più recettivi, sono come delle spugne ed hanno subito sposato la causa. I bimbi sono stati eccezionali, ma anche i ragazzi. Vi ricordo che il lockdown gestito dai giovani è stato molto più diligente magari di qualche lockdown gestito da qualche adulto che magari l'unica cosa che sapeva fare era organizzare la protesta per le no mask, per non portare le mascherine, perché oggi parliamo di no Green Pass, di no vaccini, e quindi non condivido ma rispetto fino in fondo le manifestazioni, se avvengono nell'alveo della legalità e del rispetto della libertà altrui. Ma ricordo che all'inizio c'erano delle persone che protestavano perché non volevano portare la mascherina. Questi bambini addirittura si sono rivolti alle istituzioni e le hanno scritto direttamente? Sì, ci hanno scritto direttamente, e direi che sono stati tutti rapporti diretti. Io ho risposto a tutti, ecco, questo non l'ho mai detto, io ho sempre risposto a tutti personalmente, e non vi dico quanti bimbi sono arrivati a casa mia portando magari 5 euro, qualche euro che io ho versato, e poi gli ho scritto mandando anche la ricevuta ovviamente. Però insomma c'è stata veramente una grande chiamata di popolo tra i bimbi. Senta, lei nelle sue dichiarazioni prima ha detto di essere preoccupato per la terza dose. No, nel senso che va chiarito, innanzitutto quando verrà chiarito, scusi il bisticcio di parole, la ripetizione, la possibilità di somministrarla sotto i 60 anni. Poi l'accesso alle vaccinazioni resta volontario e quindi dipende da ognuno di noi decidere. Ma oltre alla vaccinazione vorrei ricordare a chi decide di non farsi il vaccino che c'è anche il rispetto del distanziamento, l'uso della mascherina e di tutta una serie di accorgimenti. Vedo però che c'è ancora chi, come accadeva nel marzo-aprile 2020, avrebbe da ridire anche sull'uso della mascherina. Allora, se la fatica immane portare una mascherina, allora vuol dire che non ci siamo. Da questo punto di vista le manifestazioni che continuano a susseguirsi anche in Veneto, ieri ce n'è stata una a Treviso, la preoccupa? Guardi, io penso che sia il sale della democrazia, è giusto che chiunque possa manifestare la propria idea, e quindi io mi batterò fino in fondo perché chiunque possa manifestare idee anche che magari non collimano con le mie. Dopodiché ci sono due presupposti: il rispetto delle regole e delle leggi, non deve esserci violenza o peggio ancora atti di vandalismo. La seconda regola: la tua libertà finisce dove inizia la mia, nel senso che queste manifestazioni devono anche rispettare la libertà dei cittadini di quelle città, la libertà dei commercianti di quelle città. Non basta dire, come ho sentito dire qualcuno, beh, hanno già preso i fondi dallo Stato, non funziona così. Abbiamo città che da 14 settimane che sabato non lo vedono, questa è la verità. Abbiamo chiesto agli esperti, lo chiediamo anche a lei, come vede questo autunno? Siamo in pandemia, non stiamo
celebrando la fine della pandemia, sicuramente una pandemia in questo momento sotto controllo in virtù del fatto che abbiamo 84,3% dei veneti che hanno intrapreso, hanno iniziato o hanno concluso la loro vaccinazione. C'è da dire che oggi abbiamo 234 persone ricoverate, 31 delle quali in terapia intensiva, 220 contagiati. Diciamo che ad oggi la tenuta sugli ospedali c'è, infatti il nostro tasso di occupazione è 3% nelle terapie intensive, 3% in ospedale e un'incidenza del 39,9%. Grazie. Epidemiologica del governatore Zaia, 234 ricoverati, di cui 31 in terapia intensiva, numero che è calato rispetto ai 50 ricoveri dei scorsi giorni, 220 contagiati, insomma una situazione al momento sotto controllo, forte anche dell'elevata percentuale, oltre l'80% di veneti che ha iniziato il percorso vaccinale o lo ha già concluso. Questo è stato in parte detto durante l'intervento del Presidente Zaia, il quadro proprio della situazione. Ricordiamo un flash, la mostra itinerante con i disegni dei bambini che inizierà il 7 novembre da Padova, toccherà tutte le province venete per concludersi con 3 giorni di festa a Vo. Il comune padovano è diventato il simbolo della lotta al Covid, dove vennero individuati il 21 febbraio di un anno fa i primi 2 casi di positività. In ogni sede, ha detto la dottoressa Russo, ci sarà un seminario per inquadrare la pandemia dal punto di vista scientifico. Gli interventi poi degli altri relatori, il professor Brusaferro, il professor Palù, il professor Rezza, che hanno parlato di terza dose. Si sta ancora studiando se e quando iniziare la terza dose per gli under 60. Si è parlato anche di monoclonali con il professor Palù. Insomma, è stato fatto un quadro completo della situazione epidemiologica. Il governatore Zaia ha poi ricordato i 500 appuntamenti quotidiani fatti da inizio pandemia da lui, dall'assessore Lanzarin, dall'assessore Bottaccin, per informare i veneti giorno dopo giorno sulla situazione epidemiologica. Ha detto in alcuni giorni è stato anche difficile alzare quei cartelloni con quelle vittime, cartelloni pesanti quando il numero delle vittime era elevato. Ma l'importanza dell'informazione era fondamentale, informazione che deve continuare anche sul fronte delle vaccinazioni. Ha ricordato il governatore Zaia come il vaccino riduca di 6 volte il rischio di contagiarsi e di 8,6 volte il rischio di finire in ospedale. Questo il quadro anche sul fronte vaccinale, naturalmente ribadendo come vaccinarsi sia assolutamente volontario. Saluto Paolo Doglioni, presidente Ascom Confcommercio Belluno, che vedo in collegamento. Buongiorno Presidente, le chiedo ancora un attimo di pazienza perché ho una pausa pubblicitaria tassativa e poi arrivo da lei proprio per parlare di Green Pass, alla luce anche delle manifestazioni dello scorso fine settimana a Belluno e proprio delle manifestazioni ha parlato anche il Presidente Zaia poco fa. Pubblicità tra poco. Siamo tornati in diretta. Prima di andare dal Presidente Doglioni vi presento il sondaggio di oggi che fa riferimento alle manifestazioni No Green Pass che stanno interessando ormai da settimane le giornate di sabato in diverse piazze venete. Quello che vi chiediamo è: No Green Pass, fanno bene a protestare? Se la vostra risposta è sì, il numero è lo 0422 1626 691. Se la risposta è no, il numero da comporre è lo 0422 1626 690. La chiamata è gratuita, è sufficiente uno squillo e anche se sentirete occupato non preoccupatevi perché la vostra risposta verrà correttamente registrata. L'esito poi verrà riproposto anche questa sera nei nostri telegiornali e poi l'esito nel corso di Ring a partire in diretta dalle 21:15. Allora, Presidente Doglioni, io partirei proprio da qui, dalle manifestazioni No Green Pass che ormai stanno caratterizzando le giornate, i sabati, sabato pomeriggio soprattutto, creando malumori, in particolar modo tra i commercianti. Come vede queste manifestazioni e soprattutto qual è la reazione poi degli esercenti bellunesi? Ma io vorrei sintetizzare con 3 problemi. Chi non si vaccina crea dei danni economici a imprese e le imprese, se non guadagnano, gireranno anche meno tasse allo Stato. Dei danni sanitari. Abbiamo visto anche dal governatore Zaia che chi si ammala oggi
in grandissima parte è chi non è vaccinato, e questi sono costi per la collettività tutta. Se poi mettiamo i danni sociali, la paura che porta tutto questo, le difficoltà relazionali, con possibilità, ecco, di infiltrazioni di malavitosi che sfruttano il momento. Allora io credo che la maggioranza dei Novax siano persone che hanno paura o non sono documentate, ma all'interno di questo gruppo ci sono anche delle persone che sfruttano il malumore per creare problemi sociali, e questo è grave. Quindi dovrebbero tutti, veramente tutti, affidarsi alla scienza. Io, avendo superato i 60 anni, ho fatto anche sabato il terzo vaccino e sono contento. Non sono andato a vedere che cosa c'era dentro perché non ne ho le capacità, ma non lo hanno neanche quelli che vanno con il cartello libertà. Che cos'è la libertà? Non confondiamo la libertà con la licenza. Sono due parole completamente diverse. La licenza è nel momento in cui tu fai un qualche cosa che non è codificato in nessuna maniera e crea magari un danno agli altri. Questo è il problema da far capire a queste genti. Dopodiché bisogna veramente, come ho scritto e si sono arrabbiati, ghettizzare i violenti, ghettizzarli. Io guardo con simpatia l'Austria che dice facciamo il lockdown per i non vaccinati, perché chi non si vaccina fa un danno economico a tutti, oltre che un danno, un rischio sociale. Noi ne dobbiamo uscire da questa pandemia, dobbiamo uscire con le nostre forze e le nostre capacità e la buona volontà di tutti. Affidiamoci alla scienza. L'hanno detto i virologi, i medici, io mi affido a quello, ma vorrei dire a questi signori, quel momento che vanno dal dentista e aprono la bocca, danno dei consigli su che ago o su che trapano ad operare? Non credo. Stanno lì e sono in fiducia e probabilmente nessuno ha piacere ad andare dal dentista, quindi questo è il discorso, stanno creando dei danni notevoli a tutti, devono cercare in qualche maniera di capire e di ragionare senza paura. Purtroppo molte volte questa paura gioca un effetto contrario a quello che è il buonsenso. Presidente, ormai è trascorsa una settimana, poco più di una settimana dall'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass sui luoghi di lavoro. Qual è il bilancio? Buono. Ho visto girando come utilizzatore che me lo chiedono e io lo fornisco anche volentieri. Lo fornisco volentieri perché in quel posto dove tutti si sentono protetti, c'è una tranquillità in più. Perciò bene, diciamo che sono emergenze di guerra, perché siamo in guerra. Il vaccino è la nostra unica arma. Lo diceva anche prima Zaia. Condivido in pieno quello che Zaia ha detto e del buon senso con cui il governatore ha gestito tutta questa pandemia, perché ha avuto buon senso, molto meglio di certe altre regioni. E quindi dobbiamo seguire quelle che sono le indicazioni per poter vincere questa guerra contro il virus. Dal punto di vista organizzativo sono emerse difficoltà tra i commercianti nell'applicazione della norma? No, io ho contestato più volte dicendo che ci hanno dato un incarico in più. Già siamo in difficoltà economica per il passato e anche per il presente. Il dover controllare è un costo in più. Io avevo ipotizzato che delle forze dell'ordine a campione facessero delle multe a chi non era in regola e fuori venisse esposto, come l'abbiamo esposto noi, come abbiamo dato la possibilità noi a tutti i nostri associati di mettere un grande cartello: qui si entra solo col Green Pass. Dopodiché il singolo deve essere responsabile, ma nel momento in cui lui sa di non essere in regola, quel momento va sanzionato anche in maniera dura.
e lei può star sicura che quando prendono 500 euro di multa il colpo, in una piazza la parola si sparge e la gente sta più attenta. Va bene, la legge dice questo, sappiamo che abbiamo un costo in più, questo è evidente. È stato quantificato, è possibile quantificarlo il costo? Varia da locali a locali. C'è il locale che ha 2 persone addette, dove magari entra poca gente e lì è poco, e dove entrano centinaia di persone bisogna mettere una persona solo per questo, e una persona solo per questo ha un costo in più che va a gravare nell'economia dell'attività. Presidente, c'è chi ha obiettato dicendo ancora una volta si è colpito il mondo produttivo, il mondo del lavoro con questo provvedimento. Sarebbe stato meglio non fare distinzione tra lavoratori e non lavoratori e applicare l'obbligo vaccinale per uniformare la popolazione, metterla sullo stesso piano. Io sarei d'accordissimo. Tra l'altro, ultimamente ho letto, senza averne grandi competenze, la Costituzione italiana. Mi pare che l'articolo 32 citi proprio che per casi eccezionali lo Stato può imporre anche delle regole sanitarie. Io sarei stato per vaccinare tutti, ma ho sentito che anche Landini in una intervista telefonica intervista televisiva l'altro giorno diceva che lui era per la vaccinazione obbligatoria per tutti, quindi anche i sindacati la pensano in questa maniera. Probabilmente ci sono, parlo senza sapere, delle difficoltà procedurali, ma veda, noi tutti, vorrei citare una frase che ho avuto modo di poter sentire da Paolo Nespoli, che è quel famoso astronauta. Ho mangiato con lui l'altro giorno, ma ho mangiato anche di un libro che è Storie e riflessioni di un astronauta coi piedi per terra. Bene, 2 frasi velocissime. Volare nello spazio è complicato, ma volare nella vita, mantenendo i piedi per terra, lo è ancora di più. E questa è una frase che bene si attaglia a questo discorso che stiamo facendo. Quindi l'astronauta dice sì, lassù ci sono dei problemi, ma qui ce ne sono ancora di più. E noi stiamo volando sulla Terra tenendo i piedi per terra, ma è difficile. Presidente, tornando alle manifestazioni No Green Pass, a Treviso qualche settimana fa gli esercenti di Piazza dei Signori, dove sono andate in scena le manifestazioni per poi spostarsi sulle mura, erano intervenuti salendo sul palco e chiedendo ai manifestanti, rispettando la libertà di manifestare, di spostarsi in altri luoghi dove c'è meno affluenza di clienti, perché proprio quei clienti venivano allontanati dalla presenza dei manifestanti, con i danni economici che in una giornata di sabato come quella di sabato sono davvero pesanti. Manifestanti che poi hanno accolto questo appello, salvo nel sit-in non autorizzato di sabato pomeriggio, ma è stata una parentesi appunto isolata. Per Belluno ci sono stesse ripercussioni a livello proprio di introiti dovuti a queste manifestazioni? Ma sicuramente sì. Sicuramente sì, poi quando sento quella frase di qualcuno a Trieste che ha detto bene, siamo contenti Novax perché abbiamo colpito l'economia in senso negativo, allora mi dica lei, faccia lei un giudizio di queste persone. Saranno una minoranza, come dicevo all'inizio, gli altri magari sono in buona fede, sono persone che non si documentano, ma c'è delle persone che pesca nel torbido e questi, cara signora, vanno perseguiti per legge. Lei prima all'inizio ha elencato 3 punti su quelle che sono le conseguenze delle ripercussioni che si hanno anche a livello economico della mancanza di vaccinazioni e parlava del rischio di infiltrazioni malavitose. Certo, è evidente. Quando c'è una situazione di quel genere, chi vuol far caos trova l'ambiente ideale ed è questo su cui io mi batto. E anche se chi contesta il Green Pass o la vaccinazione in maniera civile lo vuol fare, se entra qualcuno di questi, ecco che succede anche qui a Belluno.
può essere successo qualche fatto limitato per la verità, ma di danneggiamenti. Perché? Perché è la solita gente che va presa e messa in galera. Questo è il dato di fatto. L'anno scorso la stagione invernale sulla montagna Bellunese è stata viziata dalla pandemia e quindi impianti chiusi, un turismo invernale che si è praticamente azzerato. Quest'anno, grazie al Green Pass, la speranza è quella che proprio il turismo invernale possa conoscere una ripresa importante. Quali sono le previsioni per il prossimo inverno, Presidente? Io spero proprio che con il Green Pass si possa aprire, però le previsioni le conosce qualcuno su in alto, perché l'anno scorso, lei si ricorda, con gli impianti chiusi è venuta tantissima neve. Speriamo quest'anno con gli impianti che possono essere aperti ne venga altrettanta, altrimenti è un problema sul problema. Perché impianti aperti significa turisti, significa poi tutto un indotto che torna a vivere e a lavorare dagli alberghi ai ristoranti, ai bar. Certo, è tutta la filiera. L'impianto di risalita, diciamo, e le piste da sci sono un volano eccezionale per l'economia della montagna. L'economia della montagna che ha bisogno di questo, perché i costi sono molti. La montagna è un territorio difficile da gestire, molto difficile. Chi non ci abita non lo sa quante difficoltà ci sono a gestire un problema in montagna. E quindi solamente se abbiamo neve, solamente se abbiamo turismo, possiamo ricavare un qualche cosa di benessere per il territorio tutto. Grazie davvero al Presidente Paolo Doglioni dell'Ascom Confcommercio di Belluno, grazie per la sua analisi sempre molto puntuale e precisa. Grazie davvero Presidente, buon lavoro, a presto. Grazie a voi e buon lavoro anche a voi. Grazie Presidente, questa dunque l'analisi di questa prima settimana di Green Pass dalla voce dei commercianti di Belluno e naturalmente anche una parentesi relativa alle manifestazioni no Green Pass di queste ultime settimane. Adesso noi ci fermiamo ancora per una pausa pubblicitaria, prima il meteo, ci vediamo tra pochissimo. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Benvenuti al meteo. La tendenza per l'inizio della settimana delinea ancora uno scenario del tutto tranquillo, con tempo stabile e senza disturbi. Il dettaglio di lunedì 25 ottobre. Sul Veneto inizialmente tanto sole, su tutti i settori della nostra regione cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte. Con il passare delle ore qualche addensamento in più, ma sempre senza precipitazioni. Temperature minime tra 1 e 7 gradi, massime comprese invece tra i 13 e i 16 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui stessa situazione, ampio soleggiamento dappertutto e non sono previste piogge degne di nota. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 16-17 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato, lo vediamo, qualche nube sparsa, specie sui settori più meridionali, ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime intorno ai 3 gradi, massime sui 15-16 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Rieccoci in diretta, saluto il dottor Carlo Cenedese, psicologo dell'USL 2 Marca Trevigiana. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a voi. Con il dottor Cenedese parliamo di un progetto avviato dall'USL 2 rivolto ai più giovani, ai ragazzi, sul problema delle dipendenze. Un problema, dottore,
che si è intensificato durante il lockdown, in questa pandemia, legato in qualche modo alle restrizioni che soprattutto i più giovani, lo ha ricordato anche il Presidente Zaia poco fa, hanno subito, forse per primi e in modo più importante? Sì, certamente. Sappiamo che le sostanze psicoattive hanno il ruolo di lenire, no, disagi di varia natura, e quindi sicuramente durante questo periodo molto difficile, durante la pandemia, sappiamo anche che i ragazzi giovani sono anche quelli che probabilmente hanno sofferto maggiormente questo periodo, le varie restrizioni, e quindi il consumo di sostanze è sicuramente aumentato, in particolar modo la cannabis e l'alcol sicuramente. Poi c'è anche da dire che durante il lockdown si è creata una situazione molto particolare, perché i ragazzi riuscivano a reperire comunque le sostanze nonostante le restrizioni, e i servizi terapeutici e in particolar modo quelli preventivi erano sospesi, e sono stati sospesi per lungo periodo, quindi sicuramente ci sono state delle ricadute pesanti da questo punto di vista. Stiamo parlando di ragazzi che avevano già un problema legato al consumo di queste sostanze, o sono anche ragazzi che si sono avvicinati proprio durante questo periodo alla droga o all'alcol? Ma prevalentemente credo che fossero ragazzi che già utilizzavano sostanze. Sicuramente il periodo ha incrementato la frequenza e i dosaggi in maniera importante, ecco. Che età hanno questi giovani, più o meno? Ma noi ci occupiamo, non abbiamo un limite inferiore, diciamo. I servizi per le dipendenze si occupano delle dipendenze a 360 gradi, quindi anche con ragazzi molto molto giovani. Chiaramente, per fortuna, i ragazzi che sviluppano una dipendenza generalmente hanno età che vanno dai 16 ai 22, insomma, ecco, prevalentemente, però abbiamo seguito anche ragazzi molto molto più piccoli. Ovvero di che età, dottore? Beh, di 13-14 anni, il più piccolo che ho visto io ne aveva 11, quindi purtroppo la diffusione soprattutto dei cannabinoidi è anche nelle scuole medie inferiori, e quindi purtroppo succede che anche ragazzi molto molto giovani, chiaramente con una modalità di sperimentazione, non di sicuro di una dipendenza vera e propria, però incappano nel consumo di questo tipo di sostanze. Lei ha detto una cosa molto importante, che durante la pandemia non riuscivano comunque a rifornirsi, mentre i servizi di assistenza, diciamo così, erano fermi, e questo è stata forse la tempesta perfetta, possiamo dire così. Sì, una pessima combinazione sicuramente, perché lo smercio di sostanze avveniva comunque nonostante le restrizioni, nonostante i controlli delle forze dell'ordine, ma purtroppo i nostri servizi sono stati non chiusi, perché in realtà non abbiamo mai chiuso veramente, però sicuramente viaggiavamo a scartamento ridotto, per cui tante situazioni che si sono palesate in quel periodo non hanno trovato una soluzione immediata, e in particolar modo penso ai programmi di prevenzione che dal nostro punto di vista sono anche quelli che, come dire, a cui teniamo di più. È chiaro che in quel periodo, con le scuole chiuse, la didattica a distanza, le comunità, l'impossibilità di trovarsi nelle comunità, tanti progetti di prevenzione sono stati sospesi per lungo tempo, e questo sicuramente ha avuto delle ripercussioni negative. C'è un motivo ricorrente che emerge tra i ragazzi che li porta ad avvicinarsi a queste sostanze, o è diversificata la motivazione? No, è molto diversificata in realtà. Diciamo che ci sono alcuni elementi in comune
quello che dicevamo prima su tutti, cioè il fatto che le sostanze abbiano il ruolo di lenire disagi di varia natura. Questa è una motivazione molto forte naturalmente, però esiste anche limitazione, quindi la necessità di sentirsi parte di un gruppo dove si consumano sostanze e quindi si acquisisce un'identità all'interno di un gruppo deviante. E così ci sono tanti motivi, ecco, differenziati. Questi sono i principali, sicuramente quelli che riscontriamo più frequentemente. Ecco, mi viene in mente un altro aspetto che parlando di questo periodo molto particolare sicuramente ha inciso profondamente. Durante questa pandemia sono esplosi i disturbi d'ansia. I disturbi d'ansia legati alla paura del virus, legati alla paura del contagio, e tante persone che avevano un disturbo sotto soglia durante la pandemia hanno slatentizzato un disturbo vero e proprio. E purtroppo le sostanze, la cannabis e anche l'alcol in maniera particolare, hanno un ruolo ansiolitico molto importante, quindi questa è un'altra motivazione per cui si ricorre a questo tipo di sostanze. Veniamo a questo progetto, a questo gruppo WhatsApp rivolto proprio ai ragazzi che hanno questo problema. Innanzitutto le chiedo com'è nata l'idea di creare un gruppo su WhatsApp. Certo, sappiamo i ragazzi essere ormai tecnologicamente molto più avanti e quindi essere abituati a vivere la loro quotidianità sui social e anche a comunicare tra di loro tramite WhatsApp. Sì, guardi, è nato più o meno nel 2017, abbiamo sfruttato una funzionalità di WhatsApp che pochi conoscono, che sono le liste broadcast. Sono delle liste che garantiscono l'anonimato delle persone che si iscrivono, e abbiamo iniziato a diffondere attraverso il canale WhatsApp tutta una serie di messaggi legati alle dipendenze, messaggi di natura preventiva, pubblicizzare iniziative avviate da parte del nostro servizio. Prevalentemente questo servizio WhatsApp, che si chiama WhatsAppiamo, è stato utilizzato tanto con i peer educators, che sono dei ragazzi che noi formiamo nelle scuole superiori e che poi a loro volta tengono degli incontri preventivi con i ragazzi più piccoli. In genere si formano le classi terze e quarte e poi loro fanno un intervento con i compagni delle classi prime e seconde. Questo è stato un canale molto molto efficace. Un altro target è stato quello dei genitori. Noi abbiamo avviato molti percorsi psicoeducativi per genitori e moltissimi genitori si sono iscritti a questo servizio anche per avere informazioni dettagliate rispetto al percorso che stavano facendo. Quindi ogni settimana il genitore faceva l'incontro con i conduttori, sentiva parlare di alcune cose e poi attraverso WhatsApp riceveva dei messaggi inerenti alle cose che erano state discusse nel gruppo. Quindi questo potenzia moltissimo l'apprendimento. Chiaramente l'obiettivo è un po' quello di cominciare ad utilizzare questo canale in maniera bidirezionale. Questo non è molto semplice perché naturalmente bisogna avere operatori dedicati e anche molto competenti che possano rispondere ai messaggi che arrivano da parte dei ragazzi. Però ecco, l'impianto è stato costruito, è stato avviato. In questo periodo è aumentata diciamo così, l'utenza di questo servizio, di questo gruppo WhatsApp. Sono aumentati i ragazzi che si sono interfacciati con voi tramite appunto la messaggistica di WhatsApp. Sì, sembrerà strano, ma durante gli ultimi mesi, per esempio le progettualità di peer education che abbiamo sempre fatto chiaramente in presenza, siamo stati costretti per ovvie ragioni a farle online.
Si potrebbe pensare che la modalità online sia controproducente o comunque limitata rispetto alla modalità in presenza. In realtà le iscrizioni, le adesioni da parte degli studenti sono aumentate in maniera esponenziale e di conseguenza anche le iscrizioni al servizio WhatsAppiamo. Pensi che l'anno scorso abbiamo seguito 80 ragazzi, per esempio parlo del distretto di Conegliano, ma molti di più nell'intera provincia, e già quest'anno siamo quasi al doppio come iscrizioni, per cui ecco, la modalità online sembra limitata e limitante. In realtà sicuramente la presenza è un'altra cosa, però i percorsi di prevenzione funzionano anche erogati con modalità a distanza. Possibile questo sia dovuto al fatto che i ragazzi magari si sentono più protetti in qualche modo stando dietro ad uno schermo o magari anche proprio chattando su WhatsApp? Questa forma in qualche modo di anonimato permette a loro di lasciarsi andare? Sì, sicuramente sì, questo incide molto, perché i percorsi precedenti li facevamo con più istituti, mettendo assieme ragazzi di diversi istituti, e avere la possibilità di fare il percorso online chiaramente mette i più timidi, i più introversi in una condizione di maggior protezione, di maggior tutela, ma anche facilita, ecco, cioè evita gli spostamenti e l'impiego di tempo. Per esempio una cosa che ci ha colpito molto è che di solito noi i percorsi di peer education li facevamo in orario scolastico. Da quando abbiamo iniziato a fare percorsi online abbiamo concordato con i docenti e con i direttori degli istituti di farli in orario extrascolastico, e come dicevo prima sorprende che ci sia un'adesione così alta per ragazzi che evidentemente non sono motivati dal perdere qualche ora di lezione, ma dal fare un percorso di prevenzione e poi poterlo attuare con i ragazzi più piccoli. E anche con i genitori è accaduta la stessa cosa, perché chiaramente col percorso online si evitano tutti gli spostamenti, e quindi per esempio una coppia di genitori può partecipare contemporaneamente al percorso senza doversi spostare. Quindi ci auguriamo di poter tornare prima possibile alle modalità in presenza, però devo dire che la lezione è stata positiva. Ecco, abbiamo imparato che forse possiamo anche utilizzare le nuove modalità tecnologiche anche per erogare questo tipo di servizi. Che cosa emerge dai messaggi dei ragazzi su WhatsApp? In che modo interagiscono? Perché interagiscono con voi? Ma in genere è per chiedere informazioni. Noi abbiamo tanti anni fa abbiamo smesso di fare informazione nelle scuole pensando che potesse essere controproducente. In realtà i ragazzi hanno bisogno anche di avere informazioni, no? E di avere informazioni attendibili, soprattutto perché sappiamo che col mondo dei social oggi si ottengono informazioni molto facilmente. Raramente però sono informazioni attendibili e soprattutto come dire, sì, credibili. Quindi prevalentemente l'utilizzo del servizio di WhatsApp al momento è per chiedere informazioni o per chiedere su come funziona il servizio. Come dicevo prima, l'aspettativa nostra è di poter prima o poi fare un vero e proprio servizio bidirezionale, avere degli operatori che possano rispondere ai messaggi in maniera propria e consona, e quindi attivare davvero un canale molto 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 semplice, molto immediato, che facilita l'aggancio dei ragazzi più giovani. Come fanno? Se adesso un ragazzo da casa ci sta guardando e volesse in qualche modo anche lui entrare a far parte di questo mondo di WhatsAppiamo, in che modo può avvicinarsi?
Guardi, per il momento noi sfruttiamo i percorsi di prevenzione che avviamo nel territorio. Per esempio quest'estate sono stati fatti molti interventi nelle serate, negli eventi di Treviso, sulle mura, e c'erano dei nostri operatori che distribuivano il numero di telefono a cui iscriversi. Ma come dicevo prima, prevalentemente utilizziamo i canali della peer education che ormai realizziamo più o meno in tutti gli istituti, ecco, magari non tutti gli anni, ma insomma alternativamente tocchiamo un po' tutte le scuole, e questo consente chiaramente di diffondere questo tipo di canale con i ragazzi più giovani. Alle famiglie invece che comunicazioni vengono date, o meglio le famiglie che cosa vi chiedono? Quelli che sono i segnali d'allarme, come comportarsi se si capisce che c'è un problema di dipendenza, quali sono insomma le informazioni che arrivano dall'una e dall'altra parte durante questi incontri? Sì, le famiglie sicuramente sfruttano il canale WhatsApp per chiederci informazioni su come accedere al servizio, rassicurazioni sul fatto che il nostro servizio non sia un servizio stigmatizzante e soprattutto rassicurazioni sul fatto che si può intervenire, no? Che non è mai troppo tardi per valutare la situazione, quando ci sono dei sospetti, quando ci sono dei segnali. E quindi prevalentemente l'utilizzo al momento è questo. Poi naturalmente, come dicevo prima, tanti genitori utilizzano il canale per come dire, ampliare l'attività di apprendimento che noi realizziamo con i percorsi per genitori efficaci in adolescenza. Avete quantificato il flusso di persone che si sono interfacciate su WhatsApp, che hanno approfittato di questo servizio? Avete quantificato più o meno insomma, le persone che hanno appunto che si sono interfacciate con voi? Beh, guardi, nei mesi scorsi abbiamo superato i 1500 contatti, quindi è un servizio abbastanza utilizzato, ecco. Sugli scambi non saprei dirle sinceramente, anche perché noi spediamo un messaggio periodico attraverso questo canale a gruppi differenziati, spediamo messaggi differenziati e quindi alla fine le interazioni saranno moltissime, ecco. Che consigli si sente di dare a chi ci sta guardando da casa e ha un problema si rende conto, perché forse questo è anche il passo successivo, rendersi conto di avere un problema di dipendenza. Pensiamo ad un ragazzo anche giovane che magari ha paura di quelle che potrebbero essere anche le conseguenze in ambito familiare, ma che vuole uscirne. Che cosa deve fare, può fare? Ma noi stiamo cercando di rendere i nostri servizi sempre più accoglienti, sempre più aperti a tutti, proprio per facilitare l'accesso e per poter fare un intervento precoce, perché naturalmente la dipendenza è una patologia molto molto difficile da trattare, non sempre come dire, i risultati sono rapidi e veloci, pertanto prima si interviene meglio è, quindi noi stiamo cercando di lavorare con i nostri servizi per renderli sempre più accessibili. Quindi se un genitore, un ragazzo hanno dei dubbi, sentono di aver incontrato le sostanze, di aver esagerato, possono tranquillamente rivolgersi ai nostri servizi senza il timore di essere stigmatizzati, con la possibilità di avere una valutazione multidisciplinare con psicologo, medico, infermiere, assistente sociale. Le nostre sono equip multidisciplinari e quindi avere delle indicazioni su come affrontare al meglio la problematica.
Grazie davvero per il suo intervento molto importante. Grazie al dottor Carlo Cenedese, psicologo dell'USL 2. Grazie davvero dottor Cenedese e a presto e buon lavoro naturalmente. Grazie a voi, arrivederci. Grazie il dottor Carlo Cenedese, psicologo che lavora in questa equipe per le dipendenze, soprattutto tra i più giovani, un problema, lo avete sentito, che si è amplificato durante questa pandemia con le restrizioni, perché i ragazzi in qualche modo hanno trovato, vuoi nella droga vuoi nell'alcol, un rifugio e un modo anche, seppur momentaneo, per dimenticare, per superare quelle che erano le difficoltà legate proprio a questo periodo. Lo vedo già in collegamento, lo ringrazio, ben ritrovato a Stefano Cecchin, presidente FISM Veneto, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Grazie a lei Presidente. Allora, era doveroso ad 1 mese e mezzo più o meno dall'inizio dell'anno scolastico per i più piccoli, i bimbi delle scuole dell'infanzia materne, capire come sta andando, nel senso che erano un po' gli attenzionati speciali, perché è una fascia di popolazione che non è interessata dalla vaccinazione, perché sono stati i primi, siete stati i primi a sperimentare l'obbligo di Green Pass all'interno degli istituti scolastici. Quindi chiunque acceda ad un istituto scolastico, pensiamo ai genitori, nella fase dell'inserimento doveva essere dotato di Green Pass. Ci sono state delle difficoltà, iniziamo da qui, Presidente. No, nel senso che ringraziando Dio è andato abbastanza tutto via liscio, nel senso che fin dai primi di settembre sono stati riaperti sì i servizi educativi alla prima infanzia, quindi gli asili nido, per capirci, quindi abbiamo accolto i bambini 0-3 anni d'età, soprattutto quelli più piccini che dovevano fare l'inserimento. Stessa cosa per le scuole dell'infanzia, soprattutto appunto i bambini che dovevano fare l'inserimento al primo anno, quindi fascia d'età scuola dell'infanzia 3-6 anni. Allora, a livello Veneto abbiamo circa 1000 scuole dell'infanzia e 600 asili nido, quindi 1600 strutture, non sono poche. I bambini sono circa 90.000, va bene, di cui 10.000 i più piccini, 0-3 anni d'età, asili nido, e il resto, 80.000 circa, sono i bambini, diciamo, in età scuola dell'infanzia. Come diceva lei, ricordava lei, prima, appunto, dal 1° di settembre gli operatori scolastici, tutti, dovevano possedere ed esibire un Green Pass valido, il che significa o la vaccinazione oppure il tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. Questo per prestare servizio. Ecco, già qui diciamo le cose sono andate bene, perché noi abbiamo avuto circa 30-35 casi di sospensioni, ma stiamo parlando di 9.000 dipendenti, quindi insomma questi casi sono stati davvero pochi e isolati. Abbiamo provveduto alle sostituzioni perché per scelta alcuni lavoratori hanno deciso di non appunto di non voler appunto o vaccinarsi o comunque fare un tampone e quindi esibire un Green Pass, e quindi abbiamo provveduto per circa 35 di loro a livello Veneto, quindi stiamo parlando veramente dello 0,000 eccetera per cento, alla sostituzione. Lo stesso dicasi per i genitori, nel senso che è andata bene anche con i genitori, perché dal 13 di settembre tutti coloro i quali accedevano a vario titolo all'interno delle strutture delle scuole dell'infanzia o degli asili nido doveva essere dotato di un Green Pass valido e quindi poterlo esibire. Quindi anche qui o vaccinazione oppure tampone effettuato nelle 48 ore precedenti e con esito negativo. Anche da parte dei genitori, devo dire, c'è stato un senso di responsabilità molto alto, nel senso che non ci sono stati assolutamente episodi, diciamo, incresciosi, ecco, diciamola così, perché per accedere alla struttura dal 13 in avanti si sapeva che serviva questo. Diciamo che c'è stato il buon senso per 1 o 2 giorni, al massimo fino al mercoledì quella settimana, dopodiché chi entrava in struttura doveva appunto esibire il Green Pass. Su questo i genitori sono stati davvero responsabili e attenti, non si sono create anche situazioni spiacevoli, anzi alcuni genitori che hanno detto noi il Green Pass non vogliamo esibirlo, quindi non vogliamo né procedere con la vaccinazione né tantomeno procedere con i tamponi, semplicemente affidavano, come stanno facendo tuttora, affidano i loro figli appunto sull'uscio, sulla porta, alle maestre, alle educatrici, eccetera. Quindi non è stato lasciato fuori nessuno, assolutamente. Abbiamo sempre dialogato con tutti. Devo dire che c'è stato un atteggiamento molto responsabile da parte dei genitori, laddove anche non c'era un convincimento sul Green Pass e nemmeno, voglio dire, sul minimo sindacale del Green Pass, che è poi il tampone effettuato appunto nelle 48 ore,
anche lì i genitori spesso, quasi sempre, hanno messo sempre davanti l'interesse primario dei loro figli, cioè quello di venire accolti in una struttura, e quindi da persone, da educatrici e da docenti, che potessero avviare quel percorso o ricominciare quel percorso di prescolarizzazione, va bene, che è fondamentale per dare un futuro ai loro figli. Quindi devo dire un senso di responsabilità, e abbiamo riscontrato questa responsabilità da parte dei genitori, queste scelte, va bene, proprio perché genitori quindi hanno fatto delle scelte sull'interesse primario dei loro figli, hanno messo davanti loro, i loro bambini, il loro futuro, le migliori opportunità di crescita e di sviluppo che si trovano all'interno di queste strutture, perché poi alla fine la relazione con gli altri bambini, la relazione con le educatrici e le docenti di riferimento li fa crescere integralmente. Quindi via dalla bolla familiare, se vi ricordate ai tempi del lockdown e anche poi in alcuni momenti, ecco, della pausa estiva, laddove i genitori hanno deciso per tutta una serie di ragioni, ecco, di non mandarli ai centri estivi, però ecco, da settembre in avanti tutti i genitori hanno fatto una scelta assolutamente responsabile e consapevole, e devo dire c'è stata davvero una maturità non scontata, ecco, da parte dei genitori. Questo registriamo, e questo è stato davvero una nota positiva, ecco, da parte dei genitori, da parte di questa componente che è fondamentale all'interno delle nostre scuole, perché le nostre scuole sono fatte da bambini, hanno i loro adulti di riferimento come educatrici e docenti che li accolgono ogni mattina e li tengono con loro e li fanno crescere in una relazione appunto di crescita, ma è fondamentale il supporto delle famiglie. Ecco, abbiamo riscontrato questa maturità che è stato poi un percorso che viene anche da lontano, anche dall'anno scorso se volete, dal precedente anno scolastico educativo, che è poi anche di un rapporto serio con la scuola, con le istituzioni scolastiche ed educative, cioè di avere dei comportamenti a casa e fuori dalla scuola, fuori dall'asilo nido, va bene, dei comportamenti, diciamo, di attenzione e di rispetto di se stessi in primis e dei loro bambini, ma anche poi della comunità a cui fanno riferimento. Quindi anche i comportamenti fuori dei genitori e dei bambini sono stati comportamenti, diciamo, attenti alla dinamica che è quella epidemiologica. Siamo all'interno di un contesto, ecco, sanitario non difficile, ma ecco particolare, quindi bisogna prestare attenzione anche ai comportamenti esterni, e anche questo l'abbiamo riscontrato, questa maturità da parte delle famiglie, da parte dei genitori in particolare, e poi da parte di tutto il contesto, anche i nonni. Ecco, questa è stata sicuramente una nota positiva di crescita di tutto il sistema, di tutta la comunità educante, perché a educare non sono solo le scuole, ma sono anche le famiglie, tutta la comunità che gira attorno a questi bambini, prima i bambini sempre, quindi pensiamo in primis a loro e diamogli tutte le maggiori opportunità disponibili per crescere, per avere un futuro, che è il futuro poi dei nostri bambini e delle nostre comunità. La devo interrompere un attimo perché abbiamo un aggiornamento di cronaca riguardo, quindi le chiedo di aspettare pochi minuti. Mi collego, dovrei avere in collegamento la nostra Anna De Roberto per fare un aggiornamento su quanto accaduto ieri. Buongiorno Anna, a Treviso, anzi la notte tra sabato e domenica, intorno alle 4 a Treviso, 3 ragazzi giovanissimi di ritorno dalle fiere di San Luca sono stati travolti da un'auto pirata, poi il conducente della vettura è stato rintracciato una mezz'oretta più tardi dalla polizia locale. Anna, che aggiornamenti, che novità ci sono? Buongiorno. Francesca, buongiorno a te e ai telespettatori. Siamo in una calle trevigiana, abbiamo degli aggiornamenti da darvi che in qualche modo ci raccontano come il pirata della strada, perché di fatto così è stato definito, si è presentato spontaneamente in comando appunto ieri nel pomeriggio, come peraltro già noi avevamo detto. Si tratta di un 40enne di Pomigliano, un libero professionista, ma avrebbe già iniziato a rilasciare delle dichiarazioni. Sono scappato per paura. Queste sono le sue parole. Entro 24 ore, se non si fosse costituito personalmente, sarebbe per lui scattato l'arresto, perché sappiamo che già le immagini delle telecamere di videosorveglianza della polizia locale avevano riconosciuto la targa, dunque rintracciato anche già la macchina, una Fiat 500. E poi un altro aggiornamento sono le dichiarazioni spontanee di Marusca, una dei 3 ragazzi insieme ad Elisa e Filippo centrati dall'automobile sabato sera, ricordiamo la sera dei fuochi delle fiere di San Luca, evento praticamente conclusivo della sagra di Prato della fiera. Dichiarazioni spontanee che lei stessa
ha reso con un selfie dall'ospedale, dal letto dell'ospedale. La ragazza è stata centrata ad una gamba, hanno estratto dei pezzettini di vetro dal suo gluteo ed è in attesa dell'operazione. Il più grave è Filippo, colui che è stato operato d'urgenza immediatamente per un'emorragia interna ed ora si trova ricoverato in prognosi riservata. Un'altra novità è che ovviamente saranno disposti dei test tossicologici per capire lo stato di salute del conducente. Ad oggi però quello che sappiamo, dichiarazioni da lui rese, poi siamo in attesa di contattare anche il suo avvocato, è che sarebbe scappato per paura, cioè si è reso conto di aver travolto i 3 ragazzi che appunto sarebbero caduti come birilli sulla strada mentre stavano attraversando, lo ricordiamo, all'incrocio tra via Callalta e via Sant'Osvaldo, proprio sulle strisce pedonali, e sarebbe scappato per paura, rendendosi poi soltanto dopo conto di quanto aveva fatto e decidendo dunque di costituirsi al comando di polizia locale. Grazie Anna, grazie per questi aggiornamenti, naturalmente buon lavoro, tutte le novità questa sera nel corso dei nostri telegiornali. Grazie ad Anna De Roberto e buon lavoro. Questo dunque è l'aggiornamento di cronaca. Torniamo da Stefano Cecchin, presidente FISM Veneto. Abbiamo fatto un bilancio più che positivo di questo primo mese e mezzo di riapertura delle scuole dell'infanzia, con una collaborazione da parte degli istituti e delle famiglie. Quello che mi incuriosiva, Cecchin, era capire come avviene adesso la quotidianità dell'ingresso dei genitori che, muniti di Green Pass, portano i propri figli per sbrigare quelle che sono le operazioni che i genitori sanno, chi ha avuto bimbi piccoli, quindi togliere le scarpe, mettere le ciabatte, mettere il grembiulino, eccetera. Ecco, come avviene? Si crea un rallentamento nelle consuete operazioni quotidiane o ormai la macchina è rodata? Sì, la macchina è rodata, nel senso che abbiamo cercato di evitare ovviamente gli assembramenti all'ingresso, e questo l'abbiamo ottenuto allungando ovviamente i tempi per appunto l'ingresso. Quindi abbiamo portato gli ingressi in quasi tutte le scuole alle 7:30, quindi quello che prima del Covid era anticipo orario richiesto da alcuni genitori, quelli tipicamente ovviamente che avevano esigenze lavorative, che avevano bisogno di portare i figli prima, in realtà l'abbiamo esteso a tutti, va bene? E quindi tra le 7:30 e le 9 c'è l'ingresso, quindi già questo ha permesso di non avere code. Poi è stata rodata, come diceva lei, la macchina, nel senso che chi fa il controllo del triage, perché di fatto continuiamo a farlo in quasi tutte le scuole, anche la misurazione della temperatura, sebbene non sia, voglio dire, obbligatoria, per maggiore cautela e precauzione nei confronti dei bambini che accogliamo, delle lavoratrici e dell'intera comunità scolastica, preferiamo anche farlo. Quindi non solo non ci facciamo mancare nulla, quindi non solo controlliamo il Green Pass tramite l'app, ma facciamo anche questo tipo di controllo. In molte scuole, per far prima il controllo, abbiamo installato dei treppiedi con un tablet, e quindi basta passare in sostanza il Green Pass da parte dei genitori davanti al tablet, quindi per far prima. Ci siamo inventati anche degli strumenti che non c'erano per far prima, ecco. I genitori hanno accolto bene le novità, si sono poi anche regolati fra di loro, perché poi il gran vantaggio di avere una comunità educante che è fatta anche dalle famiglie e dai genitori è che poi si anche auto-organizzano. Ci sono 1 o 2 rappresentanti per ogni sezione di scuola dell'infanzia, per ogni classe c'è 1 o 2 genitori, solitamente sono le mamme, e sono tremende, nel senso che sono organizzatissime, quindi tramite le chat di WhatsApp o altro si organizzano, e quindi hanno scaglionato addirittura anche gli ingressi. Quindi c'è stata anche un'autogestione consapevole e responsabile da parte dei genitori. Davvero le cose funzionano bene. Questo lo vediamo poi anche quotidianamente queste attenzioni che ci sono da parte delle famiglie sui dati dei positivi. Non abbiamo queste grosse difficoltà, ecco, ci sono casi di positività, abbiamo sezioni, quindi classi che vanno in quarantena, ma non abbiamo, almeno per il momento, quindi facciamo gli scongiuri, non abbiamo, ecco, delle grosse emergenze da questo punto di vista. E devo dire che anche qui il dialogo costante con le varie ASL, quindi con la sanità regionale, e su questo devo ringraziare in primis ovviamente l'assessore Lanzarin per questo,
e anche il Presidente Zaia, che in tutti questi mesi e anche per l'anno scolastico precedente, l'anno educativo precedente, ci hanno seguito e ci hanno dato una mano su questo. È stata fatta formazione continua al personale. Abbiamo poi ribaltato sui genitori, sulle famiglie, tutte le informazioni necessarie per approcciare, per avvicinarsi alle strutture, per avere a che fare con le strutture in modo adeguato, puntuale e sicuro, va bene? Abbiamo alzato tutto quello che era la sicurezza davvero costantemente, quindi le sanificazioni settimanali, le pulizie ovviamente quotidiane, il personale formato, utilizziamo strumenti quale l'ozono piuttosto che anche i raggi UVX. Abbiamo installato diverse macchine proprio a voler sanificare gli ambienti e l'aria interna. Abbiamo allargato appunto gli orari di ingresso e gli orari di uscita, appunto per non creare tappi e quindi imbuti sui genitori che portano i bambini o li vengono a ritirare. Abbiamo cercato anche di fare formazione all'esterno ai genitori tramite ovviamente dei meeting online. Siamo collegati adesso per fare un'intervista, ma con i genitori quotidianamente utilizziamo questi strumenti ormai da tempo. Anche per i colloqui riprenderemo quello che può essere ripreso ovviamente in presenza, perché è necessario avere un rapporto anche in presenza con i genitori, ovviamente quello che è consentito. Ecco, anche su questo non abbiamo mai staccato la spina rispetto anche all'attività formativa nei confronti dei genitori, che non è semplicemente l'informazione, l'aggiornamento e la formazione sulle malattie in età pediatrica, quindi dalla pediculosi, i pidocchi, piuttosto che l'incontro col pediatra o altro. No, formazione ad esempio alla genitorialità. Quanto è importante stare accanto ai genitori, soprattutto in questo periodo. È un periodo difficile anche e soprattutto per loro. Lo è stato per molti di loro anche da un punto di vista professionale legato al lavoro, va bene? E questo, ahimè, lo si ritrova sui bambini, queste difficoltà. E quindi abbiamo e stiamo cercando di lavorare anche su questo fronte con le famiglie e con i genitori per dare in sostanza una cornice di positività, di crescita anche e proprio da parte dei genitori, oltre che ovviamente dei loro figli che sono accolti e sono formati, sono istruiti, perché è un percorso, ripeto, di prescolarizzazione. Ecco, se bisogna alzare la manina per segnalare una difficoltà, la difficoltà che andiamo a segnalare è presto detta, cioè tutto questo ovviamente ha avuto un costo, cioè più ore all'ingresso, il triage all'ingresso, il materiale per le sanificazioni, le ditte specializzate per fare le sanificazioni settimanali, sugli impianti di ventilazione meccanica controllata, ad esempio dispositivi per il trattamento dell'aria, e potrei andare avanti qui per ore a dire le maggiori spese quali sono state. Ecco, qui lo Stato deve assolutamente mettersi a fianco delle famiglie di queste realtà, deve dare dei contributi straordinari. E mi pare che non lo stia facendo. Ecco, su questo c'è bisogno di maggiore attenzione da parte dello Stato. Abbiamo segnalato, non più tardi di una settimana fa, tutta una serie di input che ci arrivano dal territorio, dalle scuole, dagli asili nido. Il problema del costo delle materie prime energetiche, quindi energia elettrica e gas, diventa un problema. Diventa un problema perché noi abbiamo il 25-30% in più di costo che annualmente sarà impossibile da ammortizzare con le risorse che abbiamo, quindi con le entrate. E siccome il pareggio di bilancio non vogliamo farlo sulle rette pagate ai genitori, non vogliamo farlo così, c'è bisogno di mettere mano anche a questo. Allora, siccome lo Stato paga le utenze, va bene, comuni e Stato, all'interno degli istituti comprensivi, all'interno delle scuole dell'infanzia statali, lo stesso Stato deve mettersi una mano, va bene, sul taschino e deve dire benissimo, i bambini, sono tutti uguali, le famiglie che pagano le tasse sono tutte uguali, allora ci sono delle realtà che andranno in sofferenza perché hanno un costo dell'energia elettrica, del gas o altro superiore, c'è bisogno di dar loro una mano. Presidente, c'è bisogno di dare loro una mano. Lei parlava di un 25% in più, ma parliamo di spese relative alla gestione Covid, quindi alla sanificazione, tutte quelle cose che lei prima ci ha elencato, o è in generale legato poi anche ai costi, all'aumento dei costi dell'energia, eccetera? Allora, sul fronte Covid abbiamo quantificato in circa il 20% in più
20% in più l'aumento che dovremmo fare della retta, cosa che non faremo. L'aumento 20% in più, il che significa se abbiamo una retta di 180 euro, il 20% in più sono 36 euro al mese in più. Ecco, questo è il conto della serva da fare. Questo per quanto riguarda, diciamo, il costo Covid. Poi, ed è la novità purtroppo qui da ultimo, perché è da settembre che l'abbiamo registrata e bisognerà vedere con le prossime finestre, con gli operatori del gas e dell'energia elettrica, prossime finestre per andare a ridefinire i contratti, quindi a dicembre e poi ad aprile, lì sul gas e sull'energia elettrica abbiamo un 25-30% in più di costo della materia prima. Il che significa che scuole, ad esempio, del Bellunese, che hanno solo per il gas dai 10 ai 15.000 e 20.000 euro a seconda dell'ampiezza della scuola di bolletta energetica annua, va bene, se pagano 20.000 euro, il 30% in più, 3 per 2 6 sono 6.000 euro, che dove li trovano? Ecco, qui stiamo parlando di riscaldamento e qui stiamo parlando, non voglio dire di una cosa che possiamo gestire, ma è un aumento generalizzato, quindi anche qui, siccome stiamo parlando di servizi essenziali, appunto funzione pubblica di istruzione, stiamo parlando di istruzione, stiamo parlando di educazione alla prima infanzia, qui i comuni, ma soprattutto lo Stato, deve mettere delle risorse straordinarie. Bisogna arrivare quantomeno a scollinare quest'inverno tamponando queste spese. Noi non vogliamo fare aumenti sulle rette, però è necessario che il governo assuma questa emergenza, la rilevi, va bene, e vada a dare una mano, perché da soli non ce la possiamo fare e non vogliamo farcela da soli con le famiglie. Lei però diceva che però dallo Stato non arrivano segnali di queste misure straordinarie. E quindi in qualche modo i soldi andranno recepiti, cioè quella dell'aumento della retta potrebbe essere un'extrema ratio che però potrebbe diventare concreta? Allora, noi non vogliamo fare questo passaggio, fare questo passo, perché non vogliamo caricare di costi le famiglie, però lo Stato, siccome stiamo parlando di finanziare le leggi stabilità, è stata presentata la bozza e quindi il documento programmatico, non ci sono ancora le singole voci, noi abbiamo chiesto queste risorse straordinarie, ci aspettiamo che il governo e il Parlamento da qui a fine dicembre, nell'allestimento della legge di stabilità 2022, va bene, metta delle risorse straordinarie che vadano incontro appunto a queste realtà che sono fondamentali. Quindi non possiamo caricare di costi le famiglie. Le famiglie hanno già fatto fatica. Più di qualche veneto ha perso il lavoro. Ricordiamo che solo nel 2020 60.000 veneti hanno perso il lavoro e di questi una buona parte era lavoro femminile. Di cosa vogliamo parlare? Siccome queste famiglie sono cittadini che pagano le tasse, caro Stato, qui serve che metti mano, alle risorse e metti le risorse che sono necessarie per mantenere attivi questi servizi e non caricare i costi delle famiglie. Questo è il messaggio che abbiamo dato, questo è quello che chiederemo a gran forza anche in questi giorni, lo stiamo ripetendo a destra e a manca, però qua bisogna tirare una linea. Nelle famiglie, nella mia famiglia, a un certo punto si tira una linea e si dice benissimo, a fine mese che spese facciamo? Prima e fine mese, per arrivare a fine mese o a che cosa diamo priorità? Ai figli, prima i bambini. Abbiamo una denatalità che è galoppante, nel Veneto abbiamo circa il 5-6% l'anno in meno di bambini. 15 anni fa avevamo 1.400 scuole paritarie dell'infanzia, adesso ne abbiamo 1.000. A chiudere le scuole si fa presto, a riaprirle è impossibile, perché si fa molta fatica. Allora, chiaro che la denatalità porta alla chiusura di sezioni anche di scuole e si chiama riorganizzazione della rete scolastica ed educativa, d'accordo, ma possiamo dare una mano ai genitori, ai giovani genitori che intendono far figli o continuiamo a lasciarli da soli? Questo è un tema ed è un tema che va affrontato a livello sistemico, a livello strutturale, a livello nazionale. In che modo state facendo pervenire queste vostre richieste? Avete mandato delle lettere? In che modo state interfacciando con il governo su questo punto? Allora, abbiamo chiesto un incontro al Presidente Draghi. Speriamo a breve di riuscire ad avere un incontro con i presidenti dei due rami del Parlamento, quindi con la Presidente Casellati
e poi col Presidente della Camera. Abbiamo 2 ministri di riferimento che sono il Ministro Bianchi, abbiamo incontrato non più tardi di 3 settimane fa, Ministro dell'Istruzione, poi la Ministra della Famiglia, va bene, Bonetti, e dopodiché ovviamente c'è da fare un ragionamento con i capigruppo al Senato e alla Camera, con le 2 commissioni bilancio e istruzione di Camera e Senato e ovviamente con i senatori veneti, con i deputati veneti. Qui davvero c'è bisogno dello sforzo di tutti. Il Veneto ha una situazione particolare, tale per cui se vengono a mancare questi presidi socio-educativi e di istruzione, salta il sistema. Cioè non c'è la possibilità da parte dello Stato di rilevare queste realtà mettendo dentro proprio personale eccetera. Non ce la farebbe mai per ragioni di costi. Allora, siccome costerebbe molto di più, e ce lo stiamo dicendo da anni, queste realtà sono da conservare perché sono realtà preziose. I test invalsi alla primaria e alle medie e poi alla secondaria superiore, quindi alle superiori, testimoniano la bontà di questo sistema, che è un sistema integrato, pubblico, privato, sociale, paritarie, statali, va bene, solo perché abbiamo una prescolarizzazione molto spinta, 3-6 anni, scuola dell'infanzia e soprattutto paritarie. 2 bambini su 3 in Veneto frequentano le paritarie e poi abbiamo un sistema di asili nido, 0-3 anni, lo stesso anche qui, più della metà sono paritari e il resto sono comunali. Allora abbiamo un sistema virtuoso che viene certificato ogni anno dai test invalsi. I test invalsi fatti appunto alla primaria, alle medie e alle superiori dicono che il Veneto, il Trentino, beati loro, hanno l'autonomia, quindi ben altre risorse rispetto a noi, la Lombardia hanno, e in parte anche il Friuli, hanno di nuovo autonomia pure là, hanno i valori più alti sul fronte logico-matematico, sul fronte linguistico e così via. I valori più alti in assoluto. Allora, abbiamo un buon sistema? Bisogna preservarlo perché è un sistema prezioso che fa crescere i nostri figli e tutta la comunità. Ecco, su questo ci faremo sentire in legge finanziaria, quindi in legge stabilità, però deve essere qualcosa di strutturale. Bisogna dar modo alle giovani coppie di fare figli serenamente, di allevarli e di avere ovviamente dei presidi socio-educativi e di istruzione che li accolgano, che li facciano crescere, che gli diano opportunità per il loro futuro. Questo è il sistema paritario. Quindi noi ovviamente alzeremo la mano, chiederemo, prima i bambini sempre. Bisogna fare in modo che anche qui il Veneto faccia uno scatto in avanti, quindi l'invito a tutte le istituzioni, a tutti i livelli, però soprattutto a chi siede in Parlamento e quindi i nostri deputati veneti, i nostri senatori veneti, chi ha incarichi governativi e altro, davvero senta la questione delle scuole paritarie, degli asili nido paritari come essenziale. Non c'è una questione più importante, è questa qua. Questa qui. Facciamo educazione alle nuove generazioni, ai nuovi cittadini e dobbiamo dare modo alle famiglie di far figli. Altrimenti fra 10 anni o 20 anni staremo qui a raccontarci, va bene, che avremo in sostanza un lavoratore con 2 persone in pensione e quel lavoratore dovrà sostenere quelle 2 persone in pensione. Non ce la faremo mai. Tra l'altro le risorse PNRR, Piano Nazionale di Resistenza e Resilienza, va bene, sono fondi europei, la maggior parte di questi sono a debito. Qualcuno li dovrà pagare, cioè i nostri figli, le future generazioni andranno a pagarli. Allora io dico, partiamo da loro per favore, possiamo partire da loro e interessarci in primis di loro? Allora ci sono risorse sul PNRR? Sì. Dove li metto? Anche sul sistema integrato 06, quindi su asili nido e scuole d'infanzia, ma si pensa quasi esclusivamente ai muri. Ai muri significa nuovi edifici e il personale e gli edifici che già ci sono e le scuole e gli asili nido che già ci sono, in Veneto già ci sono. Possiamo non far morire queste realtà qua mettendo dei contributi che siano strutturali? Ecco, questo è il tema. Il tema è far capire che la questione dell'infanzia è una questione essenziale, una questione fondamentale per il futuro della nostra cara Italia. O si parte da qui, prima i bambini. Io sento parlare di quota 100, la FISM, sento parlare di quota 100, sento parlare di tante altre amenità, va benissimo tutto, però partiamo dai bambini, è fondamentale partire da loro.
Grazie davvero, grazie a Stefano Cecchin, FISM Veneto, perché ci ha dato un'altra lettura dell'emergenza Covid e di come va a pesare su delle strutture, l'ha definito lei, fondamentali per le famiglie e per quelli che saranno gli adulti di domani. Grazie davvero, Presidente FISM Veneto Cecchin, e magari se dovesse arrivare una risposta dal Premier Draghi, dai Presidenti di Camera e Senato, ci faccia sapere, così vedremo anche quelle che sono le risposte che arrivano dal Governo per queste realtà. Grazie davvero, a presto, a risentirci. Grazie a voi. Adesso noi ci fermiamo, abbiamo ancora una pausa pubblicitaria, poi torneremo in diretta per ulteriori aggiornamenti. A tra poco. Rieccoci in diretta, alcune notizie di cronaca a partire dalla tragedia che si è consumata all'alba di domenica a Padova. Una donna di 68 anni è stata investita e uccisa da un ventenne a bordo di un SUV. Il giovane positivo all'alcol test è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale. Era uscita per la sua solita passeggiata all'alba Anna Maria Stillitano, 68 anni, originaria della Calabria ma da anni residente a Padova. La sua vita è stata spezzata domenica all'incrocio tra via Bembo e il Lungargine Ziani, poco prima del ponte Quattro Martiri. Erano circa le 6 quando un SUV condotto da un 21enne che vive in città con la famiglia l'ha investita, non lasciandole alcuna via di scampo. Il potente SUV finisce lungo l'argine trascinando con sé la vittima. Per lei non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Padova, che hanno sottoposto agli accertamenti di rito il giovane alla guida dell'auto. Il 21enne è risultato positivo all'alcol test e per lui è scattato l'arresto con l'accusa di omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza. E si registra un altro incidente stradale nel Trevigiano invece questa mattina intorno alle 7:20 a Vittorio Veneto, dove una studentessa di 15 anni è stata investita da un'auto mentre si stava recando a scuola. È stata subito soccorsa dai sanitari del SUEM e trasportata all'ospedale. Le sue condizioni vengono giudicate molto gravi. Siamo in chiusura, vi ricordo questa sera l'appuntamento a partire dalle 21:15 in diretta su Antenna 3 con Ring. Ospiti Stefano Puzzer, uno dei protagonisti delle proteste a Trieste, e poi Giacomo Possamai del Partito Democratico, Marco Bonet del Corriere del Veneto, Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia e Mario Conte, sindaco di Treviso e presidente ANCI Veneto. Appuntamento dunque questa sera alle 21:15 con Ring. Naturalmente l'informazione di Antenna 3 torna alle 18:30 con le edizioni serali dei nostri telegiornali. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.